Buonasera a tutti, io vi ringrazio con tutto il mio cuore perché avete aderito a questa chiamata. Ecco, viviamo proprio nel pieno dell'Apocalisse, perciò che significa, come tutti sapete, rivelazione, e noi appunto da Maria Grazia Albanese, Matteo Gazzolo e da Adriano Vecchiarelli oggi avremo delle rivelazioni uniche. Perciò buon pomeriggio e buon proseguimento a tutti. Grazie. Grazie a voi. Buonasera. Grazie a Rosanna che ha veramente voluto questo incontro. È molto importante il fatto che lo abbia voluto, perché questo elemento della volontà, del volere che si applica nel fare, è uno degli elementi più messi in crisi nel nostro tempo, di cui dovremmo parlare. Parleremo di argomenti che sembrano solo molto apparentemente sconnessi tra loro. Dante, i fedeli d'amore, i templari, la natività, e poi il mondo degli animali. Vedremo che c'è invece una forte connessione tra questi argomenti, perché in generale questi argomenti ci aiutano a disegnare un quadro evolutivo di qualche cosa che riguarda l'uomo sin dai primordi della sua evoluzione, poi ad un certo punto arriva ad un momento importantissimo di svolta, come Steiner chiama questo momento svolta dei tempi, proprio, quindi la venuta del Cristo sulla terra, e poi l'inizio di quel percorso del cristianesimo che passerà ovviamente attraverso Dante, i Templari, per arrivare fino al nostro presente. In questo percorso evolutivo, poi ce lo spiegherà Adriano in maniera meravigliosa, non si può fare a meno di tener presente cosa sono gli animali e cosa hanno fatto gli animali accanto a noi, perché c'è una relazione intima e strettissima tra noi e i nostri fratelli minori. Si possono chiamare così, Adriano? Fratelli I nostri minori. fratelli, sicuramente. Ok? Sì. Quindi vorrei un po' cominciare dalla fine, così magari vediamo se riusciamo a ricollegare questo elemento che potrebbe guidarci lungo questo incontro. Ci dice Steiner in Scienza Occulta, la scienza occulta nelle sue linee generali, 6° capitolo, le ultimissime pagine, se non l'ultima o la penultima pagina. L'amore è il frutto della saggezza che rinasce nell'io. Cosa vuol dire questa cosa? Poi appunto avremo modo, con i tanti argomenti che potremmo sviscerare, di andare a fondo di questa cosa. Noi viviamo in una terra, attualmente in questo momento, che è intrisa in ogni manifestazione, anche la più piccola, di una profondissima saggezza. Guardando la natura è facilissimo vedere come tutto ciò che c'è nella natura è perfetto. Tutto interagisce con tutto in maniera assolutamente armonica, è una grande sinfonia unica dove tutto esiste a vantaggio di tutto il resto. Una saggezza che ovviamente proviene dai nostri meravigliosi creatori universali che, collaborando anche con noi, hanno creato l'universo attuale in cui noi viviamo. Quindi, cosa vuol dire quello che ci indica Steiner? Perché noi parleremo di fedeli d'amore.
Quindi interpretare che cosa è amore è importantissimo questa sera. L'amore è il frutto della saggezza che rinasce nell'io. Questa saggezza che è, tra virgolette, nascosta nel mondo, seppure assolutamente manifesta davanti a noi, è una saggezza che noi dobbiamo portare dentro di noi in maniera che rinasca come nostra consapevolezza, come conoscenza. Ed ecco che nell'io umano si manifesta l'amore, che è il percorso dei fedeli d'amore, esattamente. No? Questa santa sapienza, questo sacro amore è pura conoscenza, cioè una saggezza che deve rinascere nell'io. E questo da secoli è lo stesso identico percorso che tutti i devoti della via del sacro amore, possiamo chiamarla così, che da prima del cristianesimo, lo sappiamo perché Steiner nel suo bellissimo libro Il cristianesimo come fatto mistico ci spiega molto bene le radici pre-cristiane del cristianesimo, passa attraverso l'evento del Golgota e poi arriva di secolo in secolo, in maniere sempre diverse e sempre complesse, perché la storia umana è sempre molto articolata e molto complessa, passa attraverso i fedeli d'amore per arrivare fino ai giorni nostri. Il simbolo principale di questa conoscenza, di questa saggezza che deve rinascere nell'io, quindi amore, è quell'amor che muove il sole e le altre stelle di Dante, che per loro, lo vedremo, Maria Grazia ce ne darà sicuramente una esposizione molto approfondita, è quella donna. Certo. Per loro, eccolo qua, il simbolo, no? Questa è veramente una sintesi di che cos'è la donna per il Templare. È lei che tiene in mano questa spada. Che cos'è la spada? È il simbolo del pensare che dirime le questioni. Alessandro Magno, di fronte al nodo gordiano, prende la spada e lo taglia. Non è un simbolo casuale, la spada di Michele. Quindi un pensare superiore che dirime le questioni, sempre la saggezza che rinasce nell'io, se dirimo una questione la sciolgo, quella conoscenza l'ho sciolta e l'ho fatta mia. Quella saggezza quindi rinasce dentro di me come mia conoscenza e io sviluppo forze di amore. Amore si suscita in me. Questo è il percorso che facevano i fedeli d'amore e per farlo bisognava accoppiare le forze del femminile con le forze del maschile. Lo vedremo, o magari lo posso mostrare già adesso, citando un pezzo dalla Cronaca della Cascia, molto bello, in cui Steiner ci fa capire, perché noi dobbiamo capire che cosa è donna, che cosa è uomo, che cosa è maschile, cosa è femminile. Inutile che vi dica che il dibattito attuale è confusissimo su questo tema, perché le forze anticoscienza devono oscurare queste informazioni, devono oscurare la realtà del maschile e del femminile, perché così noi non ci capiamo più niente e questa saggezza non può più rinascere nell'io e quindi non si possono più suscitare le forze di amore. E se non si possono più suscitare le forze d'amore, indovinate quali altre forze si suscitano? È evidente. Quindi capire che cosa è donna e che cosa è uomo è fondamentale. Per capirlo dobbiamo fare un passo molto indietro evolutivamente, anche Adriano ci parlerà di epoche precedenti, ma è molto importante fare questi passaggi perché che cosa è uomo e che cosa è donna è nato ad un certo punto per motivazioni molto precise. In particolare prima di questa famosa epoca lemurica, famosa per chi conosce l'antroposofia ovviamente, l'uomo non era né uomo né donna, non era né maschio né femmina. Noi vivevamo nel seno delle gerarchie
e i nostri sensi, la nostra percezione del mondo avveniva attraverso la coscienza delle gerarchie angeliche, che erano la nostra coscienza, eravamo come un'anima di gruppo, come sono appunto oggi gli attuali animali. Poi c'è l'intervento luciferico in epoca lemurica, la famosa mela che viene offerta ad Eva. Eva mangia la mela, la mangia pure Adamo e comincia un processo che Steiner descrive così. Le guide dell'umanità fecero sì che un primo nucleo si suddividesse in piccoli gruppi e ne affidarono la direzione e gli ordinamenti alle donne. Mediante la memoria, la donna aveva acquistato la facoltà di utilizzare per l'avvenire le esperienze fatte una volta. Prima non c'era la memoria, l'umanità, avevamo quella delle gerarchie, non era la nostra. Quindi noi cominciamo ad individualizzarci, ad avere la nostra memoria e per questo motivo, individualizzandoci, diventiamo maschio e femmina. Cosa fanno appunto queste donne? Sviluppano per prime la memoria. Ciò che ieri si era dimostrato utile, ella lo impiegava oggi di nuovo, rendendosi conto che sarebbe stato utile anche domani. Così gli ordinamenti della vita sociale procedettero da lei e i concetti del bene e del male si andarono formando sotto la sua influenza. Non è per caso, lo vedremo 1000 volte stasera, che Dante dice donne che avete intelletto d'amore. Sta parlando di questo. Non so se è chiaro, ok? Vado avanti. Grazie alla sua vita contemplativa, la donna aveva acquistato la comprensione della natura e dall'osservazione della natura traeva le rappresentazioni secondo le quali dirigeva l'attività degli uomini. Di nuovo, l'amore è il frutto della saggezza che rinasce nell'io, esattamente la prima attività che la donna fa. Comprende i misteri della natura e tramite ciò che comprende riesce a veicolare e a guidare le forze degli uomini. Le guide avevano ordinato le cose in modo che per opera dell'anima della donna la forza di volontà e il vigore eccessivo degli uomini venissero elevati e purificati. Chiara la relazione tra uomo e donna? Dobbiamo però raffigurarci tutto ciò a uno stato primitivo e quasi puerile. L'esprimerlo nel nostro linguaggio risveglia troppo facilmente immagini della vita presente. Magari Adriano ce lo potrai accennare tu più tardi. Eravamo molto diversi, non è che c'erano 2 zampe, 2 braccia, la testa come oggi, uomo e donna come potremmo rappresentarceli oggi, come siamo noi. Okay? Era un maschile e un femminile che si incarnavano in corpi nettamente diversi da quelli che abbiamo noi adesso. Ma Steiner ci deve aiutare a farci delle immagini sulle forze in atto. Ci avverte che non dobbiamo rappresentarci uomo e donna come sarebbero al presente, se no andiamo fuori strada. Stiamo parlando di maschile e femminile, ok? Attraverso la risvegliata vita dell'anima femminile, le guide svilupparono così la vita interiore dell'uomo. La donna precedeva l'uomo. Eva mangia la mela prima di Adamo. Okay. Perciò l'influenza delle donne era grandissima in quella colonia. Ad essa si ricorreva per interpretare i segni della natura. Tutta la vita della loro anima era ancora dominata dalle forze occulte dell'anima umana e non è del tutto, ma approssimativamente adeguato il dire che esse avevano una visione sonnambolica. In una specie di sogno superiore si rivelavano a quelle donne i misteri della natura e fluivano gli impulsi all'azione. Tutte le cose erano per loro animate,
e apparivano come forze e manifestazioni animiche. Esse si abbandonavano al lavorio misterioso delle loro forze animiche. Venivano spinte all'azione da voci interiori e da ciò che dicevano loro le piante, gli animali, le pietre, il vento e le nubi, lo stormire degli alberi e così via. Un disegno artisticamente meraviglioso, da cui comincia l'evoluzione dell'uomo, che comincia a porsi di fronte alla natura, sta sorgendo sempre di più l'elemento solido, la densità, e la donna riesce a trasformarlo in una visione interiore nella sua anima. La visione della donna che interpreta le forze della natura riesce a dare la direzione per l'azione morale dell'uomo. Queste eccessive forze della volontà, questo eccessivo vigore dell'uomo, che la donna riesce ad incanalare spiegandogli le forze. Non è esattamente quello che fanno i fedeli d'amore? È la stessa identica attività, per cui Dante, lo vedremo tantissimo, assumerà per sé come guida Beatrice. Vabbè, lo diciamo subito, insomma, bisognerà rinunciare stasera all'idea dei due innamorati. Bisognerà rinunciare all'idea di Beatrice Portinari, bisognerà rinunciare ad un amore frustrato che non si è potuto esprimere, per cui Dante gli scriveva le poesie, perché se no il discorso che ho appena fatto adesso del maschile, del femminile, della donna e dell'uomo salta. Cioè salta tutto il contenuto spirituale, esoterico potremmo dire, della questione. Ma vedremo come invece Beatrice Portinari sia stata invenzione molto utile a salvare l'opera di Dante affinché potesse arrivare fino ai giorni nostri. Perché se solo avessero scoperto che Dante, dicendo donna, diceva queste realtà, queste conoscenze dello spirito, eresia, tortura, prigione, rogo. Siamo storicamente negli anni in cui vengono perseguitati e uccisi i Templari. Quindi è proprio in quel momento che i poteri antievolutivi, contrari all'evoluzione spirituale, che Steiner ci dice comincia in epoca lemurica questa evoluzione come la conosciamo noi oggi, è proprio in quegli anni che stanno cercando di fare cosa? Di distruggere queste conoscenze, di fare in modo che queste conoscenze non siano tramandate. E ovviamente, siccome l'espressione di queste forze oscure è di segno arimanico principalmente, Arimane è quell'essere spirituale che ci dice esiste solo la materia, cosa hanno sempre fatto? Hanno sempre teso a prendere fisicamente i corpi degli adepti delle vie spirituali che a loro non piacevano, per ucciderli, per distruggerli. Secondo loro, eliminare il corpo significava eliminare l'insegnamento e non si potevano sbagliare di più, perché poi questo insegnamento, lo vedremo, prosegue lo stesso. Lo togli da una parte, riviene fuori da un'altra. Può essere anche veramente l'intuito dell'artista, l'intuito del poeta che si pone di fronte alla sua materia artistica e da essa deriva queste conoscenze. Potrebbe essere stato un grande iniziato quell'artista in una vita precedente e non ricordare nulla della sua iniziazione, ma tramite il suo rapporto con la disciplina artistica riscoprire tutte le informazioni di questa conoscenza, anche se nel frattempo sono stati uccisi tutti quelli che la coltivavano e la portavano avanti. Uno degli esempi maggiori che possiamo citare di una figura simile è ovviamente la figura di Goethe, che sa benissimo, che ci mostra benissimo come questa conoscenza si riveli
all'artista e poi a chi fruisce dell'opera di Goethe ugualmente, perché dall'opera di Goethe possiamo trarre tantissime di queste conoscenze, semplicemente indagandole. Ma adesso io vi taccio e vi lascio a Maria Grazia che ha molto altro da dire. Allora, quando apriamo la Vita Nova, che in realtà rappresenta l'iniziazione di Dante e porta a rivelazione l'iniziazione dei Templari, in quanto Beatrice, come aveva detto, già aveva accennato benissimo Matteo, rappresentava la sapienza sacra. Avevano questi fedeli d'amore creato un linguaggio, un vocabolario loro. Per quale motivo? C'era stato l'eccidio degli Abigesi, eravamo in piena situazione di inquisizione. Nei primi tempi, all'epoca di Federico II, quando si sviluppa la scuola siciliana, e possiamo dire che questi poeti cercavano di comunicare fra loro, usando dei termini. Inizialmente usavano il fiore, la rosa, se vi ricordate, cielo d'alcamo o ciullo d'alcamo, fresca rosa aulentissima. Ma di cosa parlavano? Non di una donna. Parlavano della conoscenza, della sacra sapienza, che veniva portata sempre avanti dalle scuole iniziatiche dei Templari, che i fedeli d'amore riprendono. A un certo punto, poiché sta diventando sempre peggiore la situazione dell'Inquisizione, decide Guido Guinizelli di non usare più termini come fiore, come rosa, ma di cominciare a usare uno stratagemma. Ognuno di loro avrebbe presentato se stesso come una donna, poiché per loro la donna, Guido Guinizelli aveva Lucia, Guido Cavalcanti Giovanna, Dante Beatrice. In realtà loro erano coloro che erano innamorati della scienza sacra, della sapienza. Quindi si presentavano nel consesso come donne, tanto che trovate nella Vita Nova donne che avete intelletto d'amore. Ora immaginate Dante in mezzo a tutte queste donne, donne che avete intelletto d'amore. Siamo nel 1200 e passa quasi il 1200, lui nasce nel 1265 e voi immaginate che queste donne potevano entrare in un consesso con un uomo e cominciare a disquisire di amore con un uomo? Quel momento che viene descritto nella Vita Nova è la rappresentazione del momento in cui Dante si incontrava con le donne, con gli adepti, con quelli che facevano parte della scuola iniziatica. Perché i fedeli d'amore erano una scuola iniziatica. E se aprite la Vita Nova, vedete subito che Dante, dopo 9 anni, incontra Beatrice e viene raccontato lì che la prima volta che aveva incontrato Beatrice, Beatrice era vestita di rosso. Dopo 9 anni la incontra ed è vestita di bianco. In realtà lì lei lo saluta. Lei saluta Dante. E Dante da quel saluto resta come annichilito, entra nella sua stanza e si sente male,
e ha questa visione, la visione di amore con Beatrice fra le braccia. A me, fin da piccola, mi sembrava assurdo per un saluto che una persona potesse avere certe situazioni di risposta. In realtà si trattava della scuola iniziatica templare, che i fedeli d'amore portavano avanti. Non è che me lo sto inventando io, ci sono proprio i documenti. Luigi Valli, infatti, ha fatto queste ricerche e poi lui fa le ricerche continuando sulla scia di Giovanni Pascoli, che aveva detto Dante era un templare, era collegato ai fedeli d'amore, e tutti quanti, la critica ha detto Pascoli è impazzito. Non può essere vero. Rossetti prima di lui ci aveva provato, aveva messo insieme tanti documenti dove si sapeva che Dante faceva parte di questa linea. Successivamente Valli, discepolo di Pascoli, continua, approfondisce e quindi si rende conto che ci sono addirittura delle testimonianze. Le testimonianze, per esempio, di una processione fatta dai fedeli d'amore che erano collegati ai templari, tutti vestiti di bianco a Firenze, che portavano quest'immagine di amore di cui parla anche Dante. Allora, in realtà nell'iniziazione templare venivano rispettati 4 passaggi. Il primo passaggio era quello appunto di coloro che erano gli aspiranti, coloro che in qualche modo entravano in questa condizione, primo livello. Il secondo era l'adepto. E questi primi livelli duravano 9 anni. Ecco, i 9 anni, dopo 9 anni, lui incontra Beatrice che lo saluta. Perché il terzo livello, che normalmente si realizzava dopo 9 anni di scuola iniziatica, si chiamava il livello del saluto, ma era anche il livello della salute, perché si diventava maestro d'amore. Questo significava uscire dalla visione ordinaria della vita, perché era una strada iniziatica. Quindi, infatti, nella Vita Nova voi trovate sempre menzionata il dover nascondersi dalla gente grossa. La gente grossa che interroga Dante su Beatrice, perché rappresenterebbe la gente ordinaria, la gente che in qualche modo ha sentore, quindi anche coloro che rappresentavano la Chiesa Cattolica, che ha sentore del fatto che Dante può far parte di questa linea dei Templari. E quindi in quel momento ci stava l'Inquisizione. Quindi loro dovevano assolutamente mascherare le loro sedi dove si trovavano, erano delle sedi nascoste. E spesso viene proprio raccontato, andiamo alla fontana dell'insegnamento, o Beatrice vicino alla fontana dell'insegnamento. È proprio la rappresentazione dell'anima collegata alla sapienza, allo studio, nel momento in cui si trova nella sede dell'insegnamento. Se voi leggete la Vita Nova sotto questo punto di vista, vi si rivela qualcosa di particolare. In più, non si dice mai una cosa, si nasconde. I Templari erano coloro che dovevano difendere i templi sacri, i luoghi sacri. Nasce
questo ordine, che sarà benedetto da Bernardo di Chiaravalle, che troviamo negli ultimi canti della Divina Commedia. Non c'è più Beatrice, lui si volta e vede Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle, i templari già esistenti, li possiamo dire, li fa diventare i soldati del Cristo. Tanto che Bernardo di Chiaravalle, frate cistercense, loro portavano la spada alla sinistra e il cordone, infatti, a tutt'oggi lo portano a destra, perché avevano la spada. Loro erano dei monaci guerrieri. Quindi crea quest'ordine dei templari già esistente, possiamo dire, lo codifica e lo collega proprio alla forza cristica. I templari quindi hanno una grande esperienza dei luoghi d'Oriente. Vengono a contatto con la conoscenza anche dei sufi. Non so se voi conosciate qualcosa del sufismo. Noi abbiamo avuto un grandissimo poeta sufi, Rumi. Pensate che Goethe studiò Rumi a fondo, perché Rumi parla dell'amore, parla di questo Dio che è il Dio d'amore. Non solo, ma nella poesia sufi, che comincia addirittura fra il VI e il VII secolo d.C., abbiamo proprio l'immagine di Laila e Majnun. Qualcuno di voi l'avrà sentiti dire. Majnun era in realtà un soldato ed era un sufi. E gli viene dato questo nome, Majnun, che significa folle, perché lui era follemente innamorato di Laila. Ma Laila non è una donna. Per il sufi, lui, il sufi, è l'amante che insegue l'amata. Laila è Dio, Laila è l'amore. Per loro era l'amore, quest'amore che verrà ripreso dai fedeli d'amore e verrà ripreso dai templari. Questo elemento dell'amore che va al di là di tutte le religioni. I sufi infatti tengono in gran conto il Cristo e Maria e per questo più e più volte sono stati perseguitati, perché loro si sono collegati a tutti i misteri antichi, gnostici, a Platone, ad Aristotele, e i templari sono venuti a contatto con questa poesia meravigliosa, dove loro nascondevano questo amore per Dio in un'immagine di femminile. Tanto che San Francesco farà un viaggio nelle terre del Saladino e incontrerà il maestro di Rumi, Shamsi Tabrizi, che era un derviscio errante, andava in giro vestito rattoppato e aveva questo elemento dell'amore, dell'entusiasmo, tanto che il vestito, il saio francescano ha molta risonanza con come si vestivano i dervisci, perché derviscio significa povero. Erano poveri, erano i mendicanti di Dio ed erano anche i folli di Dio. E San Francesco si definiva il giullare di Dio. Questo per dire che c'è stato un collegamento enorme fra tutta la poetica e la mistica dei Templari con il sufismo. I sufi si dovevano difendere da quello che era ormai la corruzione della Mecca e quindi dovevano parlare
di tutto quello che era l'iniziazione, l'insegnamento, usando termini come fiore, rosa o lailà. Lailà da lail significa notte, quindi erano i segreti della notte splendida, meravigliosa, quando si accendevano le stelle. E quindi i Templari vengono a contatto anche con questa realtà. I Templari portavano il mistero del Golgota come conoscenza vivente. Vengono perseguitati perché diventati pericolosi, in quanto loro avevano l'idea che l'oro che avevano i Templari, era in realtà un qualcosa che veniva dalla dimensione della luce solare e che doveva servire per aiutare tutte le persone che ne avessero bisogno. Per il Templare, e questa è una cosa sulla quale dovremmo riflettere, il suo sangue non era suo. Lui sapeva che in lui scorreva il sangue del Cristo. Ed era quindi qualcosa che portava in sé vivente e vibrante. I Templari volevano portare l'umanità a conoscenza di quanto era avvenuto sul Golgota. Perché ancora noi non l'abbiamo capito. Noi viviamo quel momento del Golgota in un modo astratto. Lì c'è stata un'alchimia spirituale che si riflette dentro ognuno di noi. Perché, pensate, per 3 anni il Cristo è stato nell'entità di Gesù di Nazaret, che era indubbiamente un'entità che non aveva subito la caduta nel peccato come Adamo. Non parliamo di un'entità qualsiasi. E poi ne parleremo magari dopo, quando faremo l'accenno al Natale, il Gesù natanico. L'anima come doveva essere secondo il progetto degli dei, che loro in qualche modo difendono, mantengono, che non cade nella dimensione del peccato, nella densità, come l'anima di Adamo. Quindi Gesù di Nazaret rappresenta in realtà come dovremmo essere noi, esseri umani. Noi saremmo degli esseri buonissimi, pieni di altruismo. Tutto quello che accade a noi e diventiamo gente grossa, ognuno di noi, si inserisce la forza dell'ostacolo, si inseriscono le forze dell'anticoscienza, antievolutive, con le quali ognuno di noi deve confrontarsi. I Templari si sono trovati a confrontarsi con queste forze. Loro volevano portare il messaggio che quando il sangue del Cristo, che già aveva operato all'interno di Gesù di Nazaret, quindi Gesù di Nazaret era arrivato ormai ad una spiritualizzazione completa attraverso l'azione del Cristo in lui per 3 anni, ma quel sangue doveva essere versato, perché doveva essere preso dalla terra, perché doveva essere redenta tutta l'umanità e perché la terra si dovrà accendere come un sole, perché la terra dovrà trasformarsi in un sole, ricollegarsi al sole. E chi è lo spirito solare? È il Cristo. E quindi il Cristo oggi opera all'interno della terra. La terra si sta spiritualizzando. Malgrado tutte le difficoltà che noi stiamo incontrando, è un'azione che è presente, perché nessuno può fermare la forza del Cristo. Il Cristo era diventato lo spirito della terra. Quando lui diceva ciò che mangerete, ciò che berrete, sarà il mio corpo, è vero!
però noi lo percepiamo in modo astratto. Il sangue che scorre dentro di noi, se lo riconosceremo, se riconosceremo la forza del Cristo in noi, verrà eterizzato. Si sta eterizzando nelle persone che stanno facendo un percorso, in quei templari che oggi si sono reincarnati. I templari non furono solo bruciati, sono stati torturati. Perché? Per il semplice fatto, e qui Filippo il Bello, che era un essere, era, come dice Steiner, la reincarnazione del mago nero che era stato crocifisso in Messico. Era la reincarnazione di tutto l'aspetto della magia nera, di tutto quello che poteva essere la contrapposizione. Filippo il Bello si vuole appropriare di questo tesoro dei templari. Però non gli basta questo. Li tortura. Ma le torture dei templari, voi sapete quali siano state? Doveva far confessare loro cose che non avevano fatto. Per cui gli taglia il naso, le orecchie, pensate un attimo cosa possa essere, venire tagliati a pezzi. Dopo li brucia. E loro confessano cose che non hanno fatto. E in quel momento accade qualcosa di terribile che stiamo vivendo noi oggi, perché oggi la crisi che abbiamo ora, questa elite così forte dal punto di vista della magia nera, viene proprio da quel momento, dal momento dell'uccisione e della tortura dei templari. In quanto le forze non soltanto arimaniche e luciferiche, ma quelle asuriche sono entrate. E gli asura sono degli esseri che vogliono la distruzione dell'io dell'uomo e non sono redentivi, perché l'uomo redimerà Lucifero e potrà redimere Arimane, ma non gli asura. Gli asura vanno contro il padre. Non riconoscono il padre, invece Arimane e Lucifero vanno contro il figlio. Il figlio è l'umanità, siamo tutti noi. Non io ma il Cristo in me. E nella vita nuova c'è tutto il dramma proprio del sangue, c'è tutto il dramma del cuore, in questa visione che ha Dante, dopo che è stato salutato. A questo momento terribile, è un'iniziazione. È un'iniziazione. Brunetto Latini, suo maestro, anche lui fedele d'amore, scrive Il Tesoretto, che non è un poema concluso, questo momento terribile dove viene colpito da un'insolazione. Non poteva dire io ho vissuto un'iniziazione, quindi questo momento di malessere, di malore, dove gli compare questa entità meravigliosa che era la natura, piena di sapienza, piena di saggezza, che gli spiega tutto dei temperamenti umani, gli spiega delle virtù dell'uomo, le virtù teologali, le virtù cardinali, i sensi, l'elemento delle piante, degli animali, la grande conoscenza. E così vediamo che lo stesso Dante ha questo malore, si ritira nella sua stanza ed ha questa visione. Proprio, poi ve la leggerà Matteo perché è bellissimo come la legge lui, questa visione di amore, di questo essere, che aveva anche uno sguardo intenso, era anche terribile a vedersi, che porta tra le braccia questa donna del saluto, questa donna che lo aveva salutato, e a un certo punto Amore dà da mangiare a Beatrice il cuore di Dante.
e lei lo mangia molto dubitosamente. C'è chi dice molto segretamente, perché non si sa bene quale sia la traduzione. È per forza. È come dire, adesso comincia il lavoro più grande. E lei lo mangia dubitosamente, quasi ha questo atteggiamento che può essere mesto, perché sa che lavoro dovrà fare. È tutta una condizione rappresentativa interiore, è un'iniziazione. Non è semplice. La Vita Nova, se voi la leggete, è piena di grandi dolori. Sono aspetti di Dante che lui deve attraversare, prove che dovrà superare. Quindi momenti di difficoltà molto grandi. Noi siamo pieni di caratteristiche, tutti. E le caratteristiche ci vengono immesse chiaramente dalle forze dell'ostacolo. Quando lui parla della gente grossa, e quando dice appunto fai attenzione a non rivolgerti, a non dire certe cose alla gente grossa, parla delle persone che vivono nella dimensione ordinaria, che non perseguono nulla di tutto quello che è la scienza sacra, che non vogliono fare un lavoro interiore, perché poi questa scienza non deve essere qualcosa di astratto, ma deve invece diventare quello che noi siamo. Ecco, deve mangiare il cuore di Dante. Non puoi soltanto essere in astratto, tu devi diventare le parole. C'è un lavoro che bisogna fare. Noi siamo tutti pieni di caratteristiche di vanità, caratteristiche di paura, di dominio, sulla paura, come hanno giocato in questi anni, di potere, l'abbiamo visto le caratteristiche di potere. Dominio è più sottile. Il dominio è qualcosa che non si manifesta, non è quello che sbatte il pugno sulla tavola e dice si fa così. Il dominio è della mamma che dice sì, puoi pure uscire, tanto io mi metto a letto quando tu ritorni. Non ti ha detto di non uscire, ma ti fa uscire con un peso, per quella sta a aspettarmi. Il dominio è molto sottile. Quindi, però, tutti noi abbiamo più o meno queste caratteristiche. La caratteristica di vagabondo, del non esistente anche. Il vagabondo è quello, fra l'altro, che inizia le cose, si interessa di tutto, non porta a fondo nulla. Il non esistente lo trovate nelle persone che si imbottiscono, per esempio, di droghe, bevono il vino, non voglio esistere, non voglio essere. Questa è una caratteristica terribile. Quelli che diventano barboni hanno una caratteristica di non esistente, la caratteristica mi ha vissuto e mi ha portato lì. Se andiamo a vedere, in ognuno di noi c'è una caratteristica di qualche genere, chi più, chi meno. Però vedersi è una grazia. Il più delle volte critichiamo gli altri, ma non vediamo noi stessi. Non vediamo nemmeno quanto stiamo tradendo la nostra realtà più profonda. E qui nella Vita Nova si parla di tutto questo, della paura del tradimento anche da parte della scuola, per cui a un certo punto Dante viene allontanato, perché si ha il sospetto che lui si stia avvicinando alla Chiesa. Guinizelli ha detto, mi raccomando, non fatevi scorgere assolutamente da Malabocca. Malabocca per loro era appunto l'Inquisizione. Per cui frequentate ugualmente, non chiudete le strade a tutto quello che sono i rapporti con la Chiesa. Però a un certo punto hanno un po' paura che Dante possa in effetti allontanarsi dalla scuola iniziatica, e per questo c'è il momento in cui Beatrice non lo saluta più.
la incontrate nella Vita Nuova. E lui poi dopo scriverà un sonnetto meraviglioso, Donne che avete intelletto d'amore, e lui verrà riaccolto. Ma tutto questo lo trovate proprio nella Vita Nuova. C'è la risposta delle donne. E allora Valli dice, c'è da ridere soltanto di una cosa: immaginate queste donne barbute che in effetti debbono dare una risposta a Dante, e si stanno sforzando di dare una risposta che sia degna del suo livello, per cui debbono costituire 70 versi. Dice quindi con grande sforzo. E a un certo punto, nella Vita Nuova, se fate attenzione, troverete una frase: donne che pur femmine non sono. Sta dicendo che non sono donne, che in effetti sono adepti. Però le persone noi siamo sempre addormentati e non siamo attenti. Alla critica, un Dante templare, un Dante collegato ai fedeli d'amore, non fa comodo. Eppure, se andiamo a vedere pure com'è strutturata la Divina Commedia, chi mette negli ultimi canti? Chi è che proprio sta vicino a Maria? È Bernardo di Chiaravalle, che addirittura esce con un'ode meravigliosa alla Madonna, straordinaria. Vi rappresenta proprio, gli fa vedere questa rosa questa rosa bianca nella quale stanno i beati, che si muovono fluendo, e lui era un templare. Quindi è come dire: voglio negare questa realtà che invece è così profondamente evidente, la stessa struttura della Divina Commedia. I 9 gironi sono collegati ai 9 strati della terra, alle 9 gerarchie, e al centro c'è l'elemento del male, con le quali le gerarchie angeliche si debbono confrontare. Questa era tutta la conoscenza che veniva dai Templari. I Templari dicevano che l'uomo è il Graal, che il nostro cuore è la coppa. Il nostro cuore è creato dal nostro sangue, è l'organo dell'eterico, è creato dal nostro sangue, è tutto sangue. E quindi l'unione della coppa, del Graal, con l'immagine del sole, che noi troviamo nel famoso tabernacolo, nel calice, con l'ostia. Proprio l'immagine del cuore umano collegato alla forza solare della saggezza cosmica e dell'amore cosmico. E questo saremmo noi. Pensate, ecco, anche alla nostra struttura. Ecco, non siamo un calice? Quando vediamo l'uomo del Leonardo, l'uomo vitruviano, che cosa incontriamo? È in varie posizioni. Questa, dal punto di vista dell'euritmia, è una A euritmica, che è proprio la meraviglia che si apre, e quando noi diciamo ah! L'uomo come meraviglia del creato, e noi dobbiamo ancora diventare umani. Dobbiamo ancora percorrere una strada. Umani diventeremo solo se faremo vivere all'interno di noi stessi il sangue del Cristo, se capiremo che questa circolazione fra cuore e testa, dove si eterizza il sangue, è la via fondamentale, è la via del Graal, e ognuno di noi è un cavaliere del Graal. E voi stessi, che vi siete incarnati in quest'epoca, siete collegati ai fedeli d'amore e ai templari, perché dobbiamo vedere tutto questo come attualità. I fedeli d'amore continuano ad esserci. Steiner era un fedele d'amore, Goethe era un fedele d'amore, Massimo Scaligero, che scrive dell'amore immortale, era un fedele d'amore.
Possiamo dire Mozart era un fedele d'amore. Quindi questa linea dei fedeli d'amore arriva fino a noi. E adesso lascio la parola a Matteo. Grazie a voi. Allora. Allora, vorrei fare una breve digressione ancora sull'arte poetica e sull'elemento della parola, perché è ovviamente uno dei protagonisti del nostro incontro, no? Queste donne scrivono versi, queste donne cantano versi. Quelli di Dante si chiamano canti. Canti, canti. Noi tutti italiani, siamo il popolo della terra che ha dato il canto della poesia al mondo. I canti. Abbiamo un tesoro di cultura sconfinato che il nostro tempo presente nega, occlude, combatte, distrugge. Non faccio nomi di artisti perché sennò poi sembra scortese o sconveniente. Ma non è importante perché sono la stragrande maggioranza. Si prende William Shakespeare e nell'adattare i testi di nuovo scritti in versi da Shakespeare, non per caso, perché è erede di questa tradizione, si tolgono tutte le parti in versi. Perché? Perché quello che conta è l'azione, la storia. Giulietta e Romeo che si incontrano. Che cosa ci importa dei versi? A noi interessa la storia. Questo è il modo moderno, attuale, di affrontare questo elemento della musica attraverso la parola. Vediamo da dove viene. Di nuovo, poi facciamo pure ovviamente un pezzetto di esempio su Dante, altrimenti usciamo fuori tema. Torniamo appunto un attimo in epoca lemurica, un pezzettino ancora, e torniamo a queste donne che abbiamo visto oramai sono proprio il vero protagonista del nostro incontro. Quindi le donne ascoltano queste voci interiori che gli raccontano i misteri della natura, in una coscienza quasi sonnambolica, ci ha detto Steiner. Ok? Da questo atteggiamento dell'anima ebbe origine quella che si può chiamare religione umana. Si cominciò a venerare e adorare l'elemento animico, questa anima della donna che percepisce appunto il segreto della natura. Si cominciò a venerare e adorare l'elemento animico sia nella natura sia nella vita umana. Alcune donne acquisirono un predominio speciale perché erano in grado di interpretare dalle più misteriose profondità della loro anima quel che contiene l'universo. Avvenne così che ciò che viveva nell'intimo di tali donne si traducesse in una specie di linguaggio naturale, poiché i principi del linguaggio stanno in qualcosa di simile al canto. La forza del pensiero si trasformò nella sonorità della parola. Il ritmo recondito della natura risonò dalle labbra di quelle donne
sagge, donne che avete intelletto d'amore. Guardate come gli elementi sono perfettamente coerenti, come è la stessa identica via spirituale che viene enunciata in maniere solo apparentemente diverse. Quindi cantano, tutti si riunivano intorno a loro e nelle loro frasi ritmiche sentivano le manifestazioni di potenze superiori. Così ebbero inizio nell'umanità le funzioni sacre. Ma si cercherebbe invano un senso in quelle parole. Non vi si sentiva altro che suono e ritmo. Non si formavano concetti su ciò che veniva udito, ma se ne accoglieva nell'anima la forza. Quindi il canto, il suono, serve a percepire direttamente le forze che si celano dietro le manifestazioni della natura, al di là del senso logico, dialettico, razionale che noi possiamo voler attribuire a questa o a quella parola. E Dante è maestro di questo. È quella cosa strana della storia della letteratura italiana in cui il vertice assoluto è all'inizio. Alla faccia delle leggi di Mendel, che dice che l'evoluzione avviene perché piano piano c'è un adattamento e poi miglioriamo piano piano. Contrario esatto. Okay? Vediamolo. Come canta Dante? Prendiamo un pezzettino solo, dal canto forse più famoso della Divina Commedia, che è sicuramente quello di Paolo e Francesca, che lo conoscono tutti. Dove c'è una donna particolare, lo vedremo, no? Perché amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancora non m'abbandona. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta. Non è l'anima umana, è la persona, il corpo fisico diremmo, l'aspetto, ok? E vediamo come però Dante ci racconta queste cose e lo fa con il canto. Quando parla lui, quando parla con Virgilio, suona in un modo. Quando invece parla Francesca, la lingua suona in un altro modo. Perché è sempre donna. Tanto è donna e tanto comunque rappresenta un ideale superiore, che resta nel nostro immaginario tutto quello che dice Francesca, appunto, amor che a nulla amato amar perdona. Questo, pum, ce lo ricordiamo tutti. Vediamo come suonano diversi. I cominciai è tutto più ta 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 ta, se lo volessi fonetizzare, quello che fa uomo, poi parla donna. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento essere leggeri, ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quello amore che imena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate, ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscire della schiera ove è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. E poi parla Francesca. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà.
del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlare vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa? Ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per avere pace coi seguaci sui, amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor ch'al nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacere sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende, chi a vita ci spense. E poi racconterà ancora della sua storia. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, e in tutta questa storia l'uomo non c'è. Non appare mai se non nell'ultimissimo verso, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto, cade. Dante rivede i suoi limiti in Paolo e lo vede piangere. E tanto è forte l'impressione del rivedersi nei limiti terreni, carnali potremmo dire, e non regge l'impatto e perde i sensi per la pietà che ha verso se stesso e verso l'uomo. Quindi questa è la poetica, questo è il canto dei fedeli d'amore, che trovano in Dante un gigante. Questo gigante cosa fa? Come ci ha spiegato Maria Grazia, sta facendo un lavoro su se stesso, diremmo oggi. C'è un lavoro iniziatico. In questi 9 anni, 9 anni, dopo 9 anni, dopo 9 anni, i livelli iniziatici sono sempre più complessi e ad un certo punto avviene il saluto. La donna vestita di bianco, eccola di nuovo, tutti gli elementi tornano sempre in queste immagini, straordinariamente. E l'uomo vestito di rosso che deve assumere per sé questo bianco. Prima Maria Grazia ha parlato di eterizzazione del sangue. Questo sangue rosso che va trasformato. No? Sangue rosso che racchiude in sé le passioni, le brame dell'uomo. Ritroveremo questo elemento nella immagine della Rosa Croce, per chi lo conosce. Spiego brevemente, per chi non lo conosce. Ecco. Eccolo. La croce nera è il simbolo dei distrutti elementi inferiori dell'uomo, proprio quegli elementi per cui Dante cade come corpo morto cade, la croce di legno nero. E la rosa è invece il simbolo di un sangue purificato dagli elementi inferiori dell'anima, un sangue che veicola le pure forze della crescita, ci dice Steiner in Scienza Occulta, ovvero le forze del sole, ovvero le forze del Cristo o Logos solare.
e di nuovo gli elementi tornano tutti in maniera perfettamente coerente. Tornano sempre, per cui il gioco è pure abbastanza facile ad un certo punto. Capito come funziona il meccanismo, gli elementi tornano sempre, in continuazione. Quindi Dante sta facendo il lavoro su se stesso, c'è il percorso iniziatico, ce lo indica perché ci indica nella prima pagina di Vita Nova che Beatrice lo saluta, la donna della sua anima, quindi la Santa Sapienza, dice siamo pronti, buongiorno, è arrivato il momento. E lui se ne deve andare, come ci dice lui, ricorsi all'Osolingo, luogo di una mia camera. È accaduto il saluto, la donna della sua anima lo ha salutato e lui sa che sta succedendo qualcosa di molto importante. Il processo iniziatico all'interno della sua anima, appunto di nuovo Apocalisse, rivelazione. Si sta rivelando il passo successivo della iniziazione, per cui lui deve ricorrere all'Osolingo, luogo di una mia camera. Camera che poi ovviamente per esso significa non solo una stanza separata dagli altri, ma anche la camera è sempre l'interiorità come simbolo nelle loro comunicazioni, nelle loro poesie. La camera è il mio interno, la mia anima. E posimi a pensare di questa cortesissima, ovvero la donna della sua anima, Beatrice. E pensando di lei mi sopraggiunse uno soave sonno. Sonno. Stato di coscienza di sonno. Noi sappiamo che abbiamo lo stato di coscienza di veglia comune, che non dobbiamo spiegare perché riguarda tutti noi e sappiamo benissimo di cosa si tratta, quello di questo momento in cui percepiamo il mondo, eccetera. Sappiamo che abbiamo uno stato intermedio tra il sonno e la veglia comune, che è quello del sogno, quando vediamo delle immagini che si mescolano tra di loro. Che cosa mescolano tra di loro? Una parte dei nostri ricordi del mondo terreno, del mondo fisico in cui viviamo, e una parte del mondo spirituale, dove andiamo nel sonno a fare quello scambio di energia, si potrebbe dire, ma sarebbe meglio di dire di qualità morali, quindi realtà spirituali che noi sviluppiamo durante il giorno nello stato di veglia e che ogni notte dobbiamo trasportare nel mondo spirituale e in relazione alla qualità delle nostre esperienze morali o spirituali, il mondo spirituale ci fornisce in cambio energie eteriche, che sono il nostro stato comune di benessere, di ristoro al mattino. Steiner ci parla in iniziazione, in scienza occulta anche accenna, della modificazione della vita di sonno del discepolo. Certo. Eccolo qua, Gli viene uno soave sonno. Che cos'è la modificazione della vita di sonno di un discepolo? È quello che oggi maldestramente, in maniera brutale e poco attenta, chiamano sogno lucido, che è tutt'altra cosa da quello, perché io ho visto il sogno, fanno dei viaggi meravigliosi, sono sempre in astrale, sognano, stanno veramente sognando, ma credono di non sognare. Io non lo capisco benissimo, però ognuno deve fare i suoi passi. E in realtà la mia coscienza rimane sempre desta. E io vado e vengo dalla veglia al sonno, senza soluzione di continuità e senza mai perdere la mia coscienza di veglia. Per cui uno si sveglia al mattino e dice non ho dormito, però hai dormito e sai che hai dormito e sai che hai sognato e sai che eri sveglio. Non so se è troppo complicato, però questo è, ok? Questo succede a chi? A chi sta facendo gli esercizi di autoeducazione spirituale, non a chiunque. Ok? Modificazioni della vita di sonno, scusate.
eccolo qua, mi sopraggiunse uno soave sonno, dove lui non perde appunto la coscienza, nello quale m'apparve una meravigliosa visione, che mi parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco. Quindi proprio lui la vede nella sua camera questa cosa, eh? Non è che la vede in un altro mondo, la vede qui, nella realtà la vede, dentro alla quale, nebula di colore di fuoco, io discernea una figura d'uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse. Questo amore, quindi, è un signore di pauroso aspetto. Non c'entra niente con le visioni estatiche degli innamorati felici, cupidi, risate, sorrisi, meraviglia, che bello, vibrazioni positive, come sto bene, che meraviglia. Non è così. È uno signore di pauroso aspetto. Perché? Adesso lo vediamo. Stai compiendo un passaggio iniziatico, stai a fare una roba seria, mica stai a giocare alla festa degli adolescenti col ballo lento e ci baciamo. È tutt'altra cosa, ovviamente. Quindi vede uno signore di pauroso aspetto. E pareami con tanta letizia quanto a sé che mirabile cosa era. Cioè, guardate le contraddizioni. Lo Signore è di pauroso aspetto, ma lui lo vede con tanta letizia. È come, vedi una immagine paurosa e sei contento? È ovvio che è contento. Lui sta facendo un percorso iniziatico e sa che cosa deve incontrare. Non è per nulla inconsapevole di tutto ciò. Subito dopo, in Vita Nova, lui scrive un sonetto ai fedeli d'amore, in particolare a Cavalcanti e ad altri, per dirgli: scusate, io ho visto questa cosa. Vi torna? È coerente? Perché lo fa? Perché è molto saggio, no? Se io ho un'esperienza spirituale, è inutile che mi credo che sia quello che mi pare a me. È sciocco. Devo fare che cosa? Una verifica. Devo cercare nelle istruzioni dei maestri o in chi ha più esperienza di me una guida per capire che cosa sta succedendo. Se no, che cosa farò? Comincerò a fantasticare, cioè a sognare. Altro che stato di veglia cosciente. Entro in quel sogno astrale che è molto estatico e gradevolissimo per chi lo fa, ma che ti porta in una specie di deliquio altrove. E poi il mondo spirituale, che magari ti aveva dato un segnale, ti aveva aperto qualche cosa, si mette lì con le braccia conserte e dice: oddio, dobbiamo aspettare questo qua. Si è perso in un sogno, invece di leggere il messaggio, invece di raccogliere il testimone e di portarlo a consapevolezza, l'amore è il frutto della saggezza che rinasce nell'io, si è messo a sognare: sto facendo i viaggi astrali che vedo i maestri ascesi, eccetera, eccetera, eccetera. Fermati un attimo, verifica, chiedi, confrontati. È bellissimo avere un'esperienza spirituale, aprire un libro ricolmo di saggezza e di conoscenze e ritrovare quell'esperienza e poterla leggere, approfondire, ricevere da chi ne sa di più. Ah, ecco, allora è l'eterico, oppure ah, ecco, allora è l'astrale. Ah, ecco, quella è ispirazione, quella è intuizione. Allora dai un nome alle cose, la parola di nuovo. Di nuovo, il frutto della saggezza che rinasce nell'io. Consapevolezza, conoscenza, santa sapienza. Iside, Sofia, Maria. Quindi lui è contento di vedere un signore di pauroso aspetto, se lo aspettava, e si confronta con questa visione. E nelle sue parole diceva molte cose le quali io non intendea se non poche. Guardate l'umiltà di Dante. Che grandissima anima. Non fa il fighetto spirituale. Ah, c'ho le visioni mistiche io. No, dice: porca miseria, mi trovo di fronte ad una cosa che io non so bene interpretare. Diceva tante cose questa figura, io intendevo poco. Ovvero, ho ancora tanto da fare.
tanto da crescere. Eccolo. Tra le quali intendea queste, ego dominus tuus, io sono il tuo Signore. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona, eccoci, dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente, di nuovo la veste rossa, ok? C'è una figura nuda nelle braccia di questo Signore di pauroso aspetto. Amore tiene tra le braccia l'anima nuda di Dante, ok? La quale io, riguardando molto intentivamente, conobbi che era la donna della salute, la propria anima che conosce, la propria anima che sta conoscendo, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E certo il giorno prima avevo passato il gradino iniziatico del saluto e quindi riconosco che quell'immagine è attinente al lavoro iniziatico che sto compiendo. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta. E pareami che dicesse queste parole: vide cor tuum, guarda il tuo cuore. Quindi ha in braccio l'anima di Dante e nella mano tiene il cuore. Cos'è questo cuore? Abbiamo accennato un pochettino. Questo centro eterico, questo calice del Graal, le forze solari. Ancora oggi il Santissimo, no? Dove si tengono le ostie in chiesa c'ha il sole sulla porticina del Santissimo. Il corpo di Cristo, come stava dicendo Maria Grazia poco fa, che non è un'astrazione, perché nel mistero del Golgota l'eterizzazione della terra si fonde il sangue del Cristo che cola dalla croce, si fonde con la terra ed eterizza la terra, cristicizza la terra. Il Cristo si fonde con il corpo eterico e corpo astrale della terra. Per cui non è un'astrazione dire che quando mangiamo il pane noi mangiamo il corpo del Cristo, ma noi pensiamo che sia un simbolo, invece che una realtà. All'uomo antico doveva essere dato come un simbolo, ma noi dobbiamo invece portarlo come realtà nel nostro pensiero, dobbiamo cominciare a vivere questa realtà del Cristo che è il pane che noi mangiamo. Vide cor tuum, difatti, dice a Dante questa visione, guarda il tuo cuore. E quando egli era stato alquanto, cosa fa questo amore con in braccio l'anima di Dante e nella mano il cuore? Pareami che disvegliasse questa che dormia. La sveglia quest'anima. Ecco il processo iniziatico. La sveglia quest'anima. E tanto si sforzava per suo ingegno. Sì. È preciso, eh? Rimane di una precisione cronometrica, sempre. Guardate, ce lo fa ad ogni incontro, è sempre negli stessi momenti. Abbiamo sempre... È un cronometro che non si sbaglia mai. Numero, peso e misura, pum, l'avevamo detto poc'anzi, tanto suonerà il telefono. Suonerà il telefono. E suona quando? Quando l'elemento del cuore deve essere dato come nutrimento, non è colpa tua, non c'entri niente tu. È che non sei stata presente. No, sì, cioè, lo facciamo tutti questi, dormiamo tutti. Ecco, e infatti qua c'è il momento dell'addormentamento, perché noi dobbiamo stare in stato di presenza, ma noi dormiamo sempre. Così è. E così si insinua la forza dell'ostacolo, perché dormiamo. Tutto questo perché Arimane a un certo punto ci ha fermati. Ecco, appunto. Proprio nel momento del cuore. Sì. Cioè quell'elemento del Graal, che è il segreto dei segreti, che non ci è provenuto dalla Chiesa. La Chiesa non parla di Graal. Cercatelo nel catechismo la parola Graal, se la trovate. Non c'è. E invece i Templari andavano in Terra Santa proprio a cercare il Graal.
E sono proprio i Templari quelli che trasportano il Graal in giro per diversi luoghi, questo è noto, per proteggerlo da chi lo vuole distruggere. Questo calice dove è stato raccolto il sangue eterizzato del Cristo, che ha un potere di redenzione, di guarigione. Tutta la storia di Parsifal ci racconta molto bene che cos'è il Graal. I Templari si occuperanno non solo di trovarlo questo Graal, ma appunto lo sposteranno. Io vivo in Sardegna e ho visto, ci sono una serie di chiese in Gallura, nel nord-est della Sardegna, dove ci sono i simboli templari. È chiaro che in un certo piccolo periodo lì sono stati e sono sorti, dovunque andavano i Templari, sorgevano le chiese, sorgeva l'attività. Loro portavano sviluppo, non solo preghiere, facevano una grande attività nel tessuto sociale. E questo lo vediamo ancora oggi perché ci sono appunto i luoghi dove loro hanno dimorato. Ci sono tutti i simboli dei Templari, quindi si può ipotizzare che ad un certo momento, visto che magari la Sardegna era un po' fuori mano e nessuno li avrebbe trovati lì, magari c'è stato per un pezzettino di tempo sto Graal nascosto da qualche parte. Se ne vanno i Templari e tutta l'attività relativa si ferma tutto. Le chiese sono intorno al 1100, fine, non ce n'è più. Quando i Templari se ne vanno è sparito tutto, non c'è più niente. Quindi, torniamo al cuore e al Graal. Quindi, quando egli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia. La sveglia quest'anima umana che sta dormendo nelle sue braccia, la nostra anima, non quella di Dante, la nostra anima. E tanto si sforzava per suo ingegno, amore si dà un gran da fare, non è lì a dire tu devi fare questo, eccetera, eccetera. Amore si dà un gran da fare. Tanto si sforzava per suo ingegno che le faceva mangiare questa cosa. Questa cosa che in mano aveva. Questa cosa che in mano lì ardea. Eccolo. Ardea questa cosa, questo cuore. Logos solare. E amore si sforza di far mangiare all'anima umana, quella di Dante che già è arrivato a questo livello, per estensione ovviamente la nostra, di ognuno di noi, questo cuore, la quale ella mangiava dubitosamente. E mica ce l'ha ancora le forze Dante per fare questa cosa. Io adoro l'onestà di quest'uomo, che invece di dire io sono un grande iniziato, che vi credete voi? Hey, yeah! Non fa l'americano, il cowboy della spiritualità. Dice io dubitosamente, ragazzi, è tosta sta roba. Cioè devo portare, siamo ancora in epoca di anima razionale e affettiva, devo portare le forze dell'anima cosciente a rivelarsi dentro di me. Cioè devo essere un pioniere, un precursore della coscienza, dello sviluppo evolutivo della coscienza. E ancora non so bene come si fa, dubitosamente, con un'onestà intellettuale meravigliosa. Appresso ciò poco dimorava che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto. E così piangendo si ricoglieva questa donna nelle sue braccia e con essa mi parea che se ne gisse verso lo cielo. L'anima di Dante piange. Perché? Perché capisce lo sforzo che dovrà fare e sa che non sarà una passeggiata, sa che ci vorrà tanto lavoro interiore. Dante dovrà sfidarsi rispetto a quelle brame, passioni inferiori che oscurano nell'uomo la sua capacità di elevarsi, proprio quello che è successo ai noi, a Paolo e Francesca, e invece hanno accondisceso alla spinta, all'impulso delle loro brame e purtroppo non è stata a conoscenza della donna
santa sapienza, sacro amore, ma ha un amore semplicemente carnale. E Dante non si sente esente da questa realtà, dice adesso mi tocca farlo tutto questo, e ce lo rappresenta molto chiaramente in Paolo e Francesca, cosa vive nella sua anima e cosa lui si prefigge di affrontare. Ecco quindi il percorso della santa sapienza, del sacro amore, ecco perché fedeli d'amore, ecco che cosa fanno. E quando noi pensiamo al simbolo della Rosa Croce, che ci proviene da Steiner in Scienza Occulta e ci racconta le stesse identiche cose, il petalo rosso della rosa è il simbolo di un sangue purificato dalle brame e dalle passioni inferiori. Un sangue purificato, un sangue eterizzato. Stiamo ripetendo questa informazione, no? Così l'uomo conosce il mondo e lo trasforma. L'amore è il frutto della saggezza che rinasce nell'io. Grazie. Dopo questo momento culminante in cui lui è diventato maestro d'amore e doveva dare fra l'altro prova di aver compreso, in quanto in quella che era la conoscenza templare e dei fedeli d'amore, doveva poi essere trasposto tutto in immagine, un quadro immaginativo. E tutto doveva essere trasformato in immagine, quello che fa Brunetto Latini quando ha l'immagine appunto della santa sapienza collegata alla natura, e così Dante chiederà a Guido Cavalcanti: io ho avuto questa immagine, e quindi lui inizia questo percorso. Nella Vita Nova a un certo punto voi incontrate un punto che è la morte del padre di Beatrice. In queste diciamo, situazioni di scuola iniziatica c'erano molte diatribe e a un certo punto Guido Cavalcanti si tira fuori come maestro o iniziato dei fedeli d'amore che stava appunto a Firenze. E quindi tutta la morte del padre di Beatrice in realtà è questo momento in cui c'è il rischio che i fedeli d'amore possano in qualche modo in quella sede non avere più un luogo. Fino a che, e questo vi invito a rileggere sotto questa ottica la Vita Nova, c'è un andare e venire di persone che sono collegate quindi alla tradizione esoterica, che cercano di convincere Dante a non abbandonare anche lui, e arriva il momento culminante della morte di Beatrice. La morte di Beatrice è il quarto livello, il terzo è il saluto, quindi in qualche modo il quarto livello nella iniziazione dei Templari era l'iniziato. Ma per diventare un iniziato tu dovevi morire in tutto quello che era la tua realtà egoica. E quindi il momento in cui muore Beatrice è il momento in cui lui diventa il referente di questa di grande scuola e grande movimento. Quindi diventa iniziato. Fra l'altro per i Templari il problema non era la morte. I Cavalieri Templari non avevano paura della morte, perché loro sentivano la forza del Cristo vivente in loro e sapevano che in realtà l'uomo non è soltanto immortale, ma che c'è un'innatalità. Arimane, quando sente questa parola, quando sente la parola immortale non gliene frega niente,
perché dice, sai, l'uomo può pensare, nasce in un corpo fisico e poi diventa immortale. Ma la parola innatalità è qualcosa di terribile, perché noi ci siamo sempre stati. E il Cristo è venuto qua sulla terra per dire, guardate che voi ci siete sempre stati. Io vi ricordo del regno del Padre. Non solo, ma ci dice, voi siederete con me alla destra del Padre, perché il progetto uomo è straordinario, perché noi saremo addirittura più avanti dei serafini, nel momento in cui avremo completato tutte le incarnazioni della terra, quello che è l'uomo di prezioso, l'entità dell'ostacolo, lo sanno, per questo veniamo attaccati. Abbiamo visto tutti quanti come non crediamo nella nostra innatalità, nella nostra eternità, in questi anni. Fatti il siero, non farti domande, vai a occhi chiusi, non devi pensare, il pensare è proibito. Il Cristo ci ha portato la via, la verità e la vita, la verità. L'amore per la verità è fondamentale, la verità ci renderà liberi. E questo era qualcosa che i Templari volevano portare. Non avevano paura di morire. Il loro dolore, quando salirono sul rogo, era che erano stati costretti a dire una menzogna per le torture gravissime che avevano subito. Jacques de Molay è stato tenuto in prigione 7 anni prima di essere bruciato. E quando fu, poco prima dell'accensione del rogo, lui disse: quello che voi state facendo è qualcosa di terribile, che avrà una conseguenza nel futuro, nelle vostre vite e nella umanità che arriverà nei tempi futuri. Inutile che vi dico, dopo un mese Clemente V morì e dopo un anno lo stesso Filippo il Bello. E i discendenti. E tutti i discendenti, quindi fu proprio una tabula rasa. Non fu una maledizione, perché è riportata come maledizione del grande maestro, non era una maledizione, era proprio un dire: quello che voi avete fatto avrà necessariamente delle conseguenze karmiche. Quindi in qualche modo, non solo per voi, ma anche per tutta l'umanità, perché da quel momento le forze dell'ostacolo si sono rafforzate. Con la fine dei Cavalieri Templari c'è stato un rafforzamento della potenza arimanica e asurica. Quindi in qualche modo noi oggi stiamo vivendo in qualche maniera, in altro modo, qualcosa del genere. Le persone che si sono battute in questo periodo, infatti Steiner dice che in questo periodo, e ne sono certa, si sono incarnati tanti templari e tanti maestri della scuola di Chartres, perché all'incirca nell'anno prima dell'anno 1000 cominciò questo grande movimento dei maestri di Chartres, di cui Alano Abinsulis, Bernardo Silvestri, Gioacchino da Fiore, furono coloro che portarono la conoscenza del Graal, di tutto quello che erano i misteri, anche i misteri dell'alchimia profonda. La cattedrale di Chartres è un grande testo di alchimia. Lì voi entrate e vi trovate negli antichi misteri, e quindi questa scuola di Chartres formò tante anime e si batteva proprio per la verità. E in questo periodo si sono incarnati tantissimi maestri della scuola di Chartres e tanti templari. Quindi loro non avevano paura di morire,
E nella via iniziatica dei Templari, a un certo punto, ci doveva essere la morte della falsa personalità. Se ci fate un attimo attenzione, nel Vangelo cosa viene scritto? Che se il seme non muore, non potrà poi realizzarsi in una pianta più grande. Quindi il lavoro su noi stessi implica necessariamente una morte di quello che eravamo prima. Tanto che in una delle conferenze finali di Steiner, si reggeva appena, disse ai presenti: chi è Lazzaro in noi? Trovate Lazzaro in voi, morite e rinascete. Questo è trovare Lazzaro in noi. Mentre noi abbiamo paura, ma non abbiamo paura noi, sono le forze dell'ostacolo in noi che ci impediscono questo. Noi siamo tutti posseduti, più o meno. Chi sono veramente io? Conosci te stesso. Ma noi non siamo né il nostro nome, cognome, niente. Loro siano infatti battezzati col nome di donne, come dire, non ti identificare più in essere Dante, tu non sei Guido, tu sei Beatrice. Perché ci doveva essere piano piano una non identificazione per poter arrivare a questo momento massimo dell'amore. I fedeli d'amore. Proprio loro avevano questa, possiamo dire, grande forza che era l'amore. Perché Cristo cosa ci ha dato? L'amore. E quindi noi dovremmo volere il pensare e amare il pensare. Senza l'amore, manco il pensiero può sorgere. E adesso vi vorrei leggere, ed è anche un mio augurio per voi, quello che Rumi, un poeta straordinario, fra l'altro fra un po' farò la prefazione ad un testo che sarà editato di Rumi da questa casa editrice. Rumi è morto e rinato perché lui prima era un teologo. Quando incontrò questo maestro che si chiamava Shamsi Tabrizi, il sole di Tabriz. Questo maestro gli dice: tu sei solo identificato in tante cose che sai, sei il più grande teologo che c'è in Turchia. Io ti farò diventare invece il più grande poeta mistico. E lui dice: ma io non so nulla di poesia. E allora lo porta ad un lavoro su se stesso fino al punto in cui Shams è come se morisse. Scusate, Rumi. Pensate che Shams verrà ucciso, come i Templari, come il maestro d'Iram, verrà ucciso dagli discepoli che non accettano il cambiamento di Rumi e da uno dei figli di Rumi. Non si troverà mai il cadavere di Shams. E Rumi, nel momento in cui perde Shams, comincia a scrivere delle poesie straordinarie. Io sono stata 5 anni dai Sufi, con i dervisci. È stato un passaggio per me molto importante, perché ho trovato lo stesso messaggio dell'antroposofia. Loro sapevano che io ero antroposofa. La via fra cuore e testa. Loro parlano del terzo punto del cuore, che si deve svegliare nell'uomo. Parlano di questa via che deve essere attivata.
e anche loro parlano di questo sole, di questa luce, che per noi cristiani è il Cristo. Loro dicono amore. E questo è il mio augurio a tutti voi, ed è il messaggio di Rumi. Morite, morite, morite! Di questo amore morite. Se di questo amore morirete, tutti spirito sarete. Morite, morite, morite! Di questa morte non paventate. Da questa terra su volate e i cieli in pugno afferrate. Morite, morite da questa carne, morite. Non è che laccio la carne e voi ne siete legati. Prendete, prendete, prendete l'accetta per scavare la prigione. Spezzato che avrete il muro, sarete tutti principi, re di voi stessi. Morite, morite davanti al sovrano bellissimo. Morti che avanti a lui sarete, sarete tutti sultani, sarete tutti sacerdoti di voi stessi. Morite, morite, uscite da questa nube, usciti che sarete la luna lucente, troverete. Tacete, tacete. Il silenzio è un sussurro di morte. Tutta la vita è in questo. Siate un flauto silente. Numero, peso, misura. 13 miliardi e 800 milioni di anni fa. Ora la scienza non va buttata tutta nel cestino, c'è molto utile e ci fa misurare delle cose che altrimenti non riusciremo a comprendere. Dobbiamo misurare perché stiamo facendo appunto, questo è per la nostra telecamera, facendo l'esperienza di un mondo materico. Abbiamo addirittura l'illusione dello spazio-tempo, di cui accenneremo brevemente perché dobbiamo capire come mai in certi posti nascono certi animali e in altri no. Sono in relazione anche allo spazio e al tempo. Bene, ma prima di affrontare questo percorso, 13 miliardi e 800 milioni sono tanti, pensate che già lì c'eravamo. Ma non ci sono ritrovamenti, sempre le ossa vogliamo trovare? No, rintracciamo il mondo dello spirito, eravamo addirittura fisici, ma non corporei. Non avevamo ancora la mineralizzazione, l'ho detta tutta? Bene, e quindi al momento faccio pausa, introduciamo la natività e poi proseguiamo nel mondo attuale, rintracciando come si originano gli animali e perché ci stanno vicini. Questo è per te. Non si può
comprendere l'evoluzione di questo universo se non si comprende la figura del Cristo. Il Cristo che sarebbe il nostro più grande alleato. Perché? In una puntata molto bella, molto ricca, che Maria Grazia ha tenuto con Stefania Nicoletti, ci hanno detto che dobbiamo ricordare i nostri canali, sì, quindi lo facciamo giusto. quindi su Spreaker, canale Petali di Loto, una finestra sulla scienza dello spirito. È sempre lo stesso. Spreaker, Spreaker, col K, Spreaker. Se poi uno scrive su Google Spreaker Maria Grazia Albanese, più o meno ci arrivate subito. Una finestra sulla scienza dello spirito, una puntata neanche di tanto tempo fa. No, è poco tempo fa. Di poco tempo fa. Magari vuoi accennare tu a questa cosa adesso, a questo sacrificio dei troni e al rifiuto, no? I troni iniziano questa nostra evoluzione offrendo una parte delle loro facoltà ad un'altra gerarchia, che è quella dei cherubini, e in un momento successivo i cherubini rifiutano una parte di questo dono. Questo dono serve a cominciare appunto un nuovo universo, una nuova evoluzione. Perché lo rifiutano? Ci ha spiegato Maria Grazia benissimo. I cherubini sostanzialmente dicono, ma se noi accettiamo questo dono, siamo degli esseri così potenti che nessuno ci si potrà mai opporre. Dobbiamo andare verso la creazione di una 10ª gerarchia, ha detto Maria Grazia prima, ancora più in alto dei serafini, gli esseri della libertà e dell'amore, la 10ª gerarchia che in futuro ancora si chiamerà umanità, ma se i cherubini accolgono il dono dei troni, come facciamo noi ad avere la libertà? Non abbiamo le forze per opporci ad una potenza tale alla quale non possiamo disubbidire, perché una parte di questo dono viene rifiutato. E così vengono a crearsi quelle che noi chiamiamo le forze dell'ostacolo. L'ostacolo ci serve per garantire la possibilità della libertà. Non posso essere libero di fronte a Dio se non posso negare Dio. Devo potergli dire di no, devo potermi opporre. Questa funzione la svolgono per noi gli ostacolatori. In questo senso il ruolo del Cristo, il Cristo che ci dona l'io autocosciente, perché sì, avrete le forze dell'ostacolo, ma potrete conoscerle. Di nuovo quella conoscenza, quella sapienza santa, no? Lo stesso percorso a cui abbiamo accennato finora. Quindi il Cristo è il nostro più grande alleato perché ci dona questa facoltà straordinaria di un io autocosciente e negli apocrifi dell'Antico Testamento c'è questo patto che dice ma io verrò quando arriverà il momento, fa una promessa il Cristo, no? Ad Adamo, dice no, tu vai, entra in questo mondo materico, difficile, complesso, dove gli ostacolatori ti condizioneranno, ti romperanno le scatole, ti metteranno in difficoltà, ma vedrai che io al momento giusto arriverò a sciogliere questo nodo. Arrivando a quel momento che sta nel chiama della svolta dei tempi, appunto l'arrivo del Cristo sulla terra, dove la lunga e complicatissima discesa dell'uomo nella materia svolta e ricominciamo la salita verso lo spirito. Quindi non si può comprendere la nostra evoluzione se non si comprende il ruolo del Cristo. Ora ci troviamo in atmosfera di Natale ed era per noi importante dire qualche cosa su questa figura del Cristo, perché il Cristo non nasce per caso, appunto, riprendo la terminologia degli apocrifi dell'Antico Testamento, deve assolvere ad una promessa fatta ad Adamo, e perché il Cristo nasca, ecco l'atmosfera di Natale, si verifica un mistero
profondo. La venuta del Cristo sulla terra è un mistero complesso, così come molto complesso è quello che succederà nella Pasqua di 33 anni dopo con il mistero del Golgota. Prego Maria Grazia, se vuoi parlare di questa nascita. Io non lo so quanti di voi conoscano la scienza dello spirito, perché vi dovrò dire qualcosa che è stata sempre sotto i vostri occhi. Questo è lo studio che ha fatto Steiner. Quando leggete il Vangelo di Matteo, trovate una coppia che va verso l'Egitto perché Erode ha deciso per paura che questo re, che i re magi hanno detto che si sarebbe manifestato, possa detronizzarlo, decide di far uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. Quindi Maria e Giuseppe partono e vanno in Egitto. Invece nel Vangelo di Luca abbiamo una tutt'altra situazione. Non c'è la strage degli innocenti, loro si recano a Betlemme perché c'è un censimento. Probabilmente dopo la strage degli innocenti dovevano censire quante persone erano rimaste, è probabile questo. Sono 2 momenti diversi. Quindi la Chiesa rispondeva a questa domanda: come mai c'è un'incongruenza così grande anche nella genealogia? Perché nella genealogia del Vangelo di Matteo vediamo a un certo punto tutto è collegato a diciamo, non mi viene il nome, non Samuele. Matteo? No, di Matteo è Salomone. Salomone, ecco. Mentre in quello di Luca incontriamo Nathan, perché re Davide ebbe 2 figli, Salomone e Nathan. Nathan rappresentava la linea sacerdotale e Salomone la linea regale. Quindi sono 2 Gesù che nascono. E tanti anni fa fui benedetta dalla presenza, venne a fare una seduta di counseling, una che lavorava all'interno del Vaticano, che era una traduttrice dall'aramaico dei testi antichi. E lei mi disse: io sto perdendo la fede perché sto traducendo dei testi dall'aramaico dove viene fuori che i Gesù erano 2. E io ho detto: ma guardi, ha mai studiato, ho letto Steiner, perché Steiner da sempre lo dice, ma non è solo Steiner. Se andiamo a vedere anche nel libro di Samuele, per esempio, viene proprio indicato che ci saranno 2 che si manifesteranno come Messia dalla linea natanica e salomonica, da Natan e Salomone. E così anche nel libro di Enoch. Quindi i Gesù erano 2. Quello che noi conosciamo e costruiamo con l'arte presepiale, e questa è una cosa che ho conosciuto 20-30 anni fa, non sapevo che esistesse un'arte presepiale, perché poi vi faremo vedere dei presepi. Di un artista che è Lorenzo Russo, che ora è in un'altra dimensione, e nella dimensione spirituale, e lui seguiva Steiner. E quindi vi farò vedere fra l'altro l'ultimo suo presepe, che è una sintesi della svolta dei tempi. E io ho detto: Lorenzo, non farai mai più una cosa così bella, profonda, simbolica, e lui mi ha risposto: questo è il mio testamento, e dopo pochi mesi ha lasciato il piano fisico. Quindi quello che noi normalmente costruiamo attraverso nella nostra casa è l'immagine del Vangelo di Luca. È il cosiddetto bambino natanico. Quindi diciamo tutta la parte che va curata spesso nel presepe cos'è? È la volta celeste. Questi angeli cosa rappresentano in realtà? Il Nirmanakaya del Buddha, il corpo di trasformazione del Buddha. Il Buddha adombrerà l'individualità del bambino natanico e
il Buddha cosa ha fatto nella sua esistenza? Qualcosa di straordinario. Nella famosa predica di Benares ha parlato della compassione, ha parlato proprio del retto pensiero, della retta azione, del senso della giustizia, della capacità di entrare, di usare la concentrazione, la capacità di entrare in contemplazione. Ha detto delle verità che hanno dato un seme importante, una spinta importante per l'umanità. Quindi il Buddha ha lavorato tutto su un elemento interiore, lavoro diciamo in profondità, possiamo dire in un aspetto femminile, intimo, interiorizzato. Mentre nel bambino salomonico abbiamo la manifestazione del grande Zarathustra, che è stato il grande iniziato, che di tempi in tempi si è presentato per aiutare l'umanità. Quindi i magi erano coloro che, seguaci di questo maestro, sapevano che questo maestro si sarebbe poi ripresentato. È colui che aveva visto nell'aura del sole, aura Masdao, aveva visto lo spirito solare, sapeva che si sarebbe poi incarnato. Con Zarathustra abbiamo la conoscenza cosmica, planetaria, cosa che non abbiamo con il buddismo. Nel buddismo abbiamo più un lavoro interiorizzato su noi stessi. Quindi quando si uniranno queste due entità e si uniscono nel momento famoso di Gesù nel Tempio a 12 anni, l'io di Zarathustra lascia il bambino salomonico ed entra nel bambino natanico, che fino ad allora era stato un essere pieno d'amore, pieno di comprensione, di compassione, un essere solare, ma non aveva, anzi era piuttosto in ritardo rispetto a tutto quello che può essere un processo di pensiero. Mentre il bambino che albergava l'io di Zarathustra era saggio e aveva questa qualità di poter comunicare, i due bambini si uniscono. È inutile che chi conosce queste storie, chi ha in qualche modo seguito Steiner, è un processo abbastanza particolare, perché il bambino salomonico, andata via l'entità di Zarathustra, dopo poco morirà. E dopo poco morirà anche la mamma del bambino natanico, per cui siccome abitavano tutte e due le famiglie a Nazareth, si fondono in un'unica famiglia. Quindi questi sono i misteri straordinari, che però vi devo dire la Chiesa conosce e che non vuol far sapere all'umanità. Quindi questa signora mi disse: io sono in profonda crisi, e le ho consigliato di studiare Steiner perché queste due condizioni sono realmente esistite. Lei infatti mi ha detto: i bambini di Gesù sono due. E quindi ci sono i documenti e le testimonianze. Pensate, la Chiesa come in effetti ha nascosto sempre tutto, proprio la menzogna per eccellenza. Infatti Steiner ha ragione quando dice che al posto di Pietro noi abbiamo Arimane. Questa è purtroppo la condizione, inutile, bisogna dirsela, per cui capisco che magari c'è qualcuno che ancora può credere a qualcosa del genere. E è vero che ci sono magari dei sacerdoti che sono delle brave persone, sono delle anime veramente che fanno un percorso, però nella maggior parte dei casi vediamo quello che è successo. Pensate a tutta l'Inquisizione, pensate a quello che hanno fatto i Templari, a Giordano Bruno, è qualcosa di terribile, e la difficoltà che abbiamo noi antroposofi è che quando parliamo del Cristo la gente spesso mette dei grossi respingenti, perché dice subito, assomma il Cristo al cattolicesimo,
Invece il Cristo è un'altra cosa da quello che portano avanti i cattolici, è il rappresentante dell'umanità, perché ha lavorato su di noi. Se noi siamo come siamo è grazie all'intervento proprio che c'è stato del Cristo nell'anima natanica che rappresentava l'umanità e i disagi dell'umanità. Quindi non era la prima volta che si incontravano l'entità del Cristo con l'anima natanica, ma era bensì la quarta volta. La prima volta è successo nella Lemuria, all'inizio della Lemuria, dove dovette armonizzare nell'anima natanica tutto l'elemento dei sensi, perché l'anima natanica, noi come umanità non fossimo presi troppo magari in un modo coinvolgente. Io qui vedo il rosso, se non ci fosse stata un'armonizzazione dei sensi, questo rosso avrebbe creato in me un eccesso straordinario che vediamo riprodotto a volte nel toro, cioè la reazione del toro al rosso. Quindi entra il Cristo entra nell'entità natanica e armonizza i sensi. Quindi possiamo dire che noi l'eccesso lo esprimiamo in quello che sono le nature degli animali. Quindi questa difficoltà nella vista la troviamo proprio, che è stata armonizzata, la troviamo nel toro, che se gli mettete un drappo rosso subisce una tale violenza nei capillari dell'occhio che reagisce. E quella avremmo avuto anche noi. Quindi gli animali si prendono i nostri eccessi. Per questo dovremmo rispettarli e ringraziarli. Nel secondo momento che accadde all'incirca all'inizio dell'epoca atlantica, furono messi in armonizzazione attraverso l'azione del Cristo tutti gli organi interni, perché altrimenti noi avremmo avuto nel momento in cui della digestione una simpatia o antipatia per qualcosa, tutto quello che è l'elemento degli organi interni avrebbe preso una posizione troppo intensa. E nel terzo momento ha organizzato pensare, sentire, volere. Quindi alla fine dell'epoca atlantica. Quindi noi ci troviamo con la quarto sacrificio, è l'unione del Cristo con l'entità natanica. Quindi continuamente questa entità natanica, che era la rappresentante vera dell'umanità, si è collegata alla forza del Cristo. E quindi per questo noi dobbiamo tanto agli animali, perché ciò che abbiamo espulso di noi, tutto il sovrappiù, lo hanno preso loro. Quindi è diventato quello che noi conosciamo come mondo animale, che è collegato fra l'altro a un'anima di gruppo, non hanno un io, ma hanno un'anima di gruppo e un'anima di specie, poi ve lo spiegherà bene Adriano. Prenderemo in analisi, fra l'altro, attraverso la natività, la presenza proprio degli animali. Tutto quello, perché il Cristo viene anche per loro. Normalmente quando si fa il presepe mettiamo le rocce, quindi ci sono i minerali, anzi prima domenica dell'Avvento i minerali, poi i vegetali, poi arrivano gli animali e per ultimo mettiamo l'elemento umano. Quindi è come dire, perché porterà evoluzione per tutti. Quindi l'evoluzione non sarà solo per gli esseri umani, ma sarà anche per gli animali. E quindi normalmente si vedono la presenza degli animali, la presenza appunto degli alberi, e quindi questo dovrebbe farci riflettere molto, perché abbiamo una grande responsabilità noi come esseri umani. Attraverso la comprensione del Cristo noi possiamo comprendere sempre di più il senso della nostra vita.
diventare umani è la cosa più bella. Spiriti della libertà e dell'amore, pensate, 10ª gerarchia, ovvero spiriti vergini. No, ma lo siamo, perché in realtà la nostra reale forma, la nostra anima sarebbe splendidamente irradiante, bella, una meraviglia. È solo l'interferenza degli ostacolatori e dobbiamo essere molto attenti in questo momento, perché per tanti di noi la vita è difficile in quanto si sta formando sempre di più l'8ª sfera e coincide proprio con il centro della Terra e già dal punto di vista eterico c'è. E come è stato, noi abbiamo espulso i minerali, i vegetali, gli animali, noi espelleremo l'8ª sfera, ovvero i cattivi. Questo alla fine chiaramente delle 7 epoche, ancora c'è tempo, e diventerà la famosa luna incorreggibile. E noi dobbiamo essere attenti in questo momento perché si stanno formando le 2 umanità. Quindi sappiate che chi va sarà la scelta, perché noi spiriti della libertà c'è la libertà di andare verso il tutto o verso il nulla, perché si sta formando un raggio subumano. Tutto quello che è intelligenza artificiale, tutto quello che stanno immettendo adesso è proprio per distruggere l'umanità. Oggi non ci sono più solo forze arimaniche e luciferiche, ma le asuriche, con la distruzione di tutta la parte fisica, di tutto l'elemento dell'io, e quindi bisogna essere molto attenti. Solo il Cristo in noi ci può salvare. La forza del Cristo in noi la dobbiamo riconoscere. Dobbiamo in qualche modo dare attenzione a tutto questo, riconoscerla, è fondamentale. Quindi adesso non so se comincia Adriano. Sì. Grazie. Ricomincio da te. Mettiamo un punto personale, perché mi viene in mente di fare questa strana ricerca. Me l'hai chiesto ieri, una cara amica in prima fila. E di professione ho scelto di fare l'istruttore di equitazione, ho a che fare con i cavalli. In mezzo ai piedi ho sempre i gatti, poi passa il cane che spaventa un cavallo, fa cadere un allievo e mi sono cominciato a domandare qualcosa di più negli anni. Il mio percorso ne ho a breve 72, inizia quando ne avevo 3, monto il mio primo cavallo. E già lì si fa forte un legame, ma non sempre ero contento delle spiegazioni tecniche scientifiche, che pure hanno un valore molto importante e dobbiamo tenerle in conto, poiché stiamo facendo questa esperienza materica. E dobbiamo capire che in questa esperienza materica la Terra è omnicomprensiva di tutto. Prima cosa determineremo la Terra di oggi. È una cellula che ha intorno una membrana che finisce a contatto dell'esosfera, tutto ciò che è fuori. Parleremo, accenniamo alle fasce di Van Allen, eccetera, eccetera, tutta la teoria fisica ma per farvi capire come sia questa cellula un corpo unico e sia un movimento unico, con Matteo ci siamo spesso divertiti e abbiamo fatto esempi comici del tipo: io vado all'equatore, metto un sasso per terra, mi affitto un elicottero e gli dico all'elicotterista: vai su 1 chilometro e rimani per 1 ora in volo statico. Dice: ma che esperimento è questo? Tutti sappiamo che la Terra ruota su se stessa, sull'asse, da sinistra verso destra, da occidente verso oriente, a una velocità prossima ai 2000 km orari. Bene.
Ma allora quelli che abitano all'equatore che stanno col casco? Che stanno? No. E l'esempio dell'elicottero che si alza e si riabbassa non riatterra 2000 km più in là, non atterra alle Canarie, riatterra sul Sasso, perché è tutto insieme. L'atmosfera è tutto insieme. Altro esempio banale, no? Non l'hanno capito. No, bene, c'è un aereo che decolla da Tokyo e viene a Roma. Lui vola a 900 km orari, più o meno quanto vola un aereo di linea, 800, 900. E io non mi ricordo, ma che ci mette? Tipo 16 ore? Bene. Ma se la terra ruota verso Tokyo, no? Da Roma verso Tokyo, bene, a 2000 km orari, giusto? E lui è sospeso in aria, ci dovrebbe mettere 3 mezz'orette. No, ci mette 16 ore. Perché? Perché anche l'atmosfera è fisica ed è legata alla Terra. Tutto. Bene. Quindi questa è una stupidaggine che ci serve a farci capire come siamo un corpo unico, un'entità unica. E come tutto ciò che avviene nell'esosfera è una grande stupidata che ci viene raccontata dai tecnocrati, tipo il viaggio sulla Luna con la scatola dei pavesini e il domo pacca intorno. Qualcuno, se si intende di radiantistica e di energie necessarie per le trasmissioni radio, un segnale televisivo ci volevano 50 megawatt per inviarlo sulla Luna. E loro come facevano a rimandarcelo? Con la batteria della macchina sono partiti quelli. Insomma, ma di che stiamo parlando? Io c'ero a quell'epoca e conosco la tecnologia. Sulle macchine dell'epoca certi scassoni si cambiavano 2 batterie l'anno, perché poi non funzionavano, non erano così tecnologiche come quelle di oggi. Un telefonino dura, bene, i segnali sono altri segnali, siamo su frequenze altissime, eccetera, eccetera. Quindi la realtà è terrestre. Sto telefono, che gli succede? Non si spenge, cara. Pensate che oggi quando siamo arrivati siamo stati un quarto d'ora fuori la porta perché la chiave non voleva funzionare. Testimone, c'eri, e a dir vero, con le serrature me la cavo. Non facevo il ladro, lo faccio tuttora. Bene. Ma tutta sta storia. Poi c'era una frase di Lucio Anneo Seneca che mi incuriosì tanto, e lui in una citazione molto semplice mi disse: ma non lo vedi che quando parli di natura cambi solamente il nome a Dio? E tu lo puoi chiamare, e lì ti ricordi, no? Seneca cita tutte le divinità dell'epoca, e io dissi: ma che verità è mai questa? Poi, entrando sempre più, mi sono rivolto a Giovanni l'Apocalista, che nel suo prologo cita in poche parole la Genesi, che poi leggeremo come Genesi da un poeta scrittore sardo che molti di voi avranno conosciuto. Il libro e il film Padre Padrone. Gavino Ledda, che poi ci parlerà di lui Matteo. Ebbene, ma Giovanni l'Apocalista che dice? In principio era il Verbo. Non c'era niente, la materia, questa sconosciuta, ma era il Verbo, l'uomo esisteva, e il Verbo era presso Dio. Poi continua: tutte le cose per mezzo di lui sono state fatte, nulla di ciò che è stato fatto. Bene. E allora lì mi sono un attimo concentrato e ho detto: tutto nasce da questo verbo che è omnicomprensivo di parola, amore, di tutto.
Però dovevo anche ascoltare la scienza che mi parla di gravità terrestre, mi fa star dritto in piedi, mi mette in relazione lo spazio e il tempo. Questo metro mi sarà costato un secondo, quindi poi dopo li metto in relazione e viene fuori la velocità. Avevo tanti conflitti che dovevo in qualche modo capire. Ma certo, a un certo punto, in seno alle idee del divino, gli dei, sono le idee, inizia a maturare quanto Matteo ha descritto e successivamente Maria Grazia ci ha spiegato di più. Quindi la materia ha un principio, ha il principio che l'uomo doveva divenire una singolarità e doveva sperimentare quella cosa che ai cherubini non è stata bene, perché ognuno di noi può accettare o negare, far suo. Oggi, in questo grado di evoluzione, siamo in grado di osservare, a volte per una frazione di secondo, a volte per un respiro, quel pensiero che sta pensando la mia parola, e quindi poi vediamo il frutto che è il pensato. Generalmente è sempre un po' rovesciato o troppo dialettizzato. Infatti ci ho speso una decina di parole per non significare praticamente niente. C'è il punto in cui sorge e quella materia ha iniziato a sorgere a un certo punto, e qui dobbiamo dare ascolto alla scienza che di materia ne sa tanto, anche perché la scienza si riferisce a numero, peso e misura. Chi meglio della scienza di oggi? E determina, prendiamolo per buono, poi possiamo fare tutte le eccezioni del mondo, 13 miliardi e 800 mila anni fa, questa benedetta molecola, atomo, che la scienza dice ripiegata su se stessa, di consistenza spugnosa, però ognuno ha un po' una sua teoria, e avviene il grande botto. Gli anglofoni dicono Big Bang, tra parentesi, non sanno manco, non hanno neanche una parola per esplosione vera e propria. Big Bang, il grande botto. Maria Grazia una volta mi racconterò una storiella che in finale faceva questo. Grande botto, ho capito, è tutto esploso da questa concentrazione. E Maria Grazia alla fine di questa storiella mi disse: sì, ma chi ha acceso il cerino? Chi ha dato fuoco a tutto? Allora, dietro un progetto c'è sempre un pensiero. L'architetto, prima di realizzare una casa, la disegna, la pensa, la medita, vede le esigenze e poi continua a progettare di qualsiasi cosa. C'è sempre il pensiero e il pensato, anche nella forma semplice di un bicchiere. Quindi va bene in quel momento, ma in quel momento il mondo materico si deve organizzare, perché non esisteva. Noi eravamo in altra forma su altri piani, eravamo eterico e astrale, avevamo una forma fisica ma non materica, non avevamo una corporeità. Però dovevamo divenirla, perché dovevamo separarci gli uni dagli altri, non potevamo sentirci sempre uniti. E così inizia. Tutti questi elementi che troviamo sulle nostre tavole periodiche iniziano la loro attività pensante e aggregante. Che ci dice Gavino di questo? Vediamo un attimo. Sempre cerchiamo di portare un po' dell'elemento artistico per supportare i nostri ragionamenti, le nostre affermazioni. Gavino Letta è un poeta che nasce come pastore. Per questo è molto importante metterlo nel contesto del mondo animale, perché
è un uomo legato al mondo animale, strettamente, deriva dal mondo animale. Addirittura lui comincia la sua esistenza da bambino come servo pastore. Servo pastore è una figura particolare, ancestrale, un bambino che non può fare altro, non ha grosse capacità per aiutare il lavoro della famiglia, per cui viene mandato tutti i giorni ovviamente a guardare le pecore. Okay? Proprio come un servo vero e proprio, è obbligato, è quasi una condizione di schiavitù. Schiavitù dalla quale lui si affrancherà in maniera del tutto diversa da come è stato rappresentato nel film Padre Padrone, dove c'è questo padre cattivo che costringe il bambino a lavorare e che non vuole che il bambino studi. Io ho conosciuto Gavino, e Gavino mi raccontò la vera storia, che è esattamente il contrario, cioè il padre invece si rese conto di avere un bambino molto intelligente, con del talento, e quindi fece dei sacrifici enormi per mandarlo a scuola, per farlo studiare. Lui scrisse Padre Padrone, fra l'altro libro importante per noi, uno dei libri italiani più tradotti nel mondo, tradotto in 70 lingue, pensate, veramente uno dei libri più tradotti dall'italiano ad altre lingue, libro intriso profondamente di un profondissimo amore per la natura, per la sua terra, per la natura vegetale e animale. Gavino si troverà in difficoltà come assistente universitario perché noi tutti conosciamo l'Italia, un ragazzo molto giovane che fa un successo mondiale, straordinario, e che si trova ad ospitare grandissimi artisti da tutto il mondo che vengono ad incontrarlo nella piccola provincia dell'impero che si chiama Sardegna, un piccolo paesino che si chiama Siligo, sperduto nelle campagne del nord della Sardegna, e lui, assistente all'Università di Sassari, ha la cattiva idea di portare questi grandissimi artisti che vengono da tutto il mondo, pittori, scultori, scrittori di grandissima qualità, di grandissimi nomi, all'Università di Sassari per conoscere gli allievi. E ovviamente i baroni dell'università, che sono contrari allo sviluppo della cultura, non lavorano mai per l'espansione della cultura, ma esattamente per il contrario, cioè devono sostenere un pensiero unico. Le università servono per creare un pensiero unico dove sempre la spiritualità non deve assolutamente avere posto. No, dicevo una cosa meglio. Quindi lui si trova ad essere estromesso dall'Università di Sassari e si rifugia nel suo paese, torna dalle sue pecore, torna alla sua dimensione originaria, si mette a studiare chimica, fisica, biologia, musica, pittura, comincia a studiare tutte le arti e tutte le scienze. Reagisce in maniera straordinariamente bella e crea questo poema che è sconosciuto, ovviamente, perché quando uno in Italia fa una cosa veramente bella, che è canto, di nuovo, che è poesia, abbiamo visto prima lo stesso elemento, nel tempo moderno, diciamo, non ha grande risonanza, non viene portato a noi. Scrive questo poema che si intitola Aurum Tellus, l'oro della terra. L'oro è la traccia minerale del sole sulla terra, e lui ritrova il sole sulla terra e la terra diverrà un sole, ci ha detto Maria Grazia. E lui scrive Aurum Tellus, in italiano, latino, greco e sardo, in 4 lingue, che si mischiano tra di loro con tutta una serie di neologismi e parole nuove che lui inventa per dare corpo ad una realtà musicale e spirituale che non si può dire altrimenti. Per esempio dirà che una persona può essere tuttica, che percepisce il tutto, è in contatto con il tutto, o pantica, o quantica, oppure il contrario, anatuttica, contrario a totus, così lui chiama la natura, totus, con la parola latina. E ci racconta un pezzo dell'evoluzione del mondo, così poi ci colleghiamo a questo percorso delle epoche evolutive sulla Terra. Appunto lui immagina gli elementi chimici, idrogeno, ossigeno, carbonio, eccetera,
pensanti e coscienti che si mettono insieme tra di loro, logos, eccolo, per creare tutte le forme di tutto ciò che esiste. E ce lo descrive poeticamente nel suo musicale linguaggio di canto, dicendo, ne leggo ovviamente solo un pezzettino, ritorneremo a uno e a nulla, e dormiremo in nessun dove e per come, e per materia e per antimateria, già come sedemmo e giacemmo e più volte, e da sempre e da più sempre, finché soddisfatto sonno ricresceremo. E in questo universo gli altri rinasceranno dal seme di questo. Universo fa seme di nulla per ritornare a nulla, come altri vissuti e trascorsi per come e per dove già stati. Nonostante stelle e stelle irradino su Tellus e Tellus miliardi di tanti e di quanti di luce, maggiore di quella del Sole, e in ragione al loro numero e alla loro brillanza non possono illuminare Tellus e Tellus e Venus e Venus e Pluto, perché il loro frutto e il loro strutto, appunto, è luce di sorgenti differenti, provenienti da galassie già in fuga da tempo. E ora stella relativamente ferma rispetto a Tellus è Sole. E per questo è proprio lui, nello stato attuale di questo universo, a smuovere e a spiovere e a risolvere luce, mentre Tellus, grazie alla propria rotazione sul proprio midollo, inclinato e mai senza tracollo, determina e giorno e notte. Allora è Sole che illumina la terra. Tellus e Tellus, Bellus e Bellus, tutto tellurico, funziona tutto perché Tellus, correndo alla stessa velocità di Sole e nella stessa direzione, tra di loro sono fermi e parlano e cantano insieme e si baciano e si abbracciano e sono seduti uno accanto all'altra, dentro lo stesso naviglio, velocissimo, ma verso lo stesso dove e per lo stesso come. E cielo e universo sia universo e cielo che non cresce dove senza come, è dal come diverso e dinamico che tutto nasce tutto, perché il tempo fuori dalle cose non esiste. La girandola delle girandole del buio e della luce che noi chiamiamo universo, e chi non sa com'è tutto non sa nemmeno come sono coglie proprie, e mai le conoscerà, e nemmeno la propria testa conoscerà mai, e tutto è testa che pensa pensiero, tutto è pensiero che pensa cose, e dunque universo è pensiero sempre pensante, per come e per dove sempre diversi, e oggetti e corpi celesti e corpi animali e vegetali, tutto è pensamento e idea che crea se medesimo. E chi non sa com'è tutto non sa nemmeno come sono coglie proprie, e mai le conoscerà. Comincia a parlare degli animali. Questo intermezzo poetico è per farci capire come alcuni uomini, seppur semplici, poi lui tutto era tranne che semplice, hanno questo concetto di universo. Ma la materia, in quanto tale, poi pian piano si aggrega e si aggrega e si aggrega. E noi sappiamo
4 miliardi di anni fa c'è un'aggregazione di fanghiglia, ma lì iniziano innanzitutto i cristalli, la consistenza della terra, che ha il corpo fisico come terra, ma la propria progettazione, il proprio essere è sempre astrale nell'astrale. Subito dopo la terra partorisce tutto ciò che è fisico ed eterico, quindi che ha consistenza del minerale, contiene minerali, ma è anche vitale, l'eterico, e si struttura attraverso la pianta, che come movimento ha la crescita. Dopo di questo possono iniziare a vivere di questo gli animali. Gli animali che sono fisico, eterico, il corpo vitale, quello che li fa crescere e che li fa vivere. E poi c'è l'astrale. Ma l'astrale se lo prendono da noi. Tutte le pulsioni, tutte le animosità che abbiamo, che oggi nell'uomo appaiono fortissime, sono molto mitigate. Ogni animale si struttura in virtù di queste astralità che vengono proiettate fuori. E l'altra cosa che ci è data osservare, innanzitutto battezziamo subito Darwin. L'uomo non discende dalla scimmia, è la scimmia che discende dall'uomo. Faccio una battuta, è uno scarto di produzione. Non si può pensare il contrario. E l'altra cosa che non ci può offrire la scienza è il segmento evolutivo tra uno stato e l'altro. L'ultimo degli animali ad essere proiettato fuori dall'uomo è il cavallo. Il cavallo è quello che poi ci ha permesso la funzione dell'intelligenza. Non siamo intelligenti perché lui ce l'ha data. Ci ha permesso, liberandoci dalla sua struttura, la funzione dell'intelligenza, non del pensiero. Il pensiero è rappresentato nella forma degli uccelli. Quanti colori, quante forme, a quante altezze volano, in quali direzioni? In tutte. Non hanno un piano prestabilito come gli animali che calcano la terra. Loro possono fare qualsiasi cosa. So di uccelli, non ricordo il nome, che riescono a superare nella migrazione il Monte Everest. Pensate, a quelle quote respirano e non congelano. Gli uccelli sono tutte le forme pensiero, ma il cavallo ci ha concesso la funzione dell'intelligenza, cioè la possibilità di ragionare sui pensieri. Animale fantastico. Lui sorge in un'epoca, che vedete lì, si chiama Eocene, tra i 60 e i 55 milioni di anni fa. L'Eohippos prende il nome da quell'epoca, ma era grosso come quel cagnolino che era qui. Spolverino, dov'è? Laggiù. Avete visto quant'è? Beh, il cavallo era così grande. Ovviamente aveva la stessa struttura, è per questo che il paleontologo di oggi dice è riconducibile quella forma a tutti i cavalli che poi successivamente all'Eocene io ho ritrovato, anche nel Mesocene e il Mesohippos, una fantasia poi a nominare questi animali. Quello che manca è tra e. Non ci sono sviluppi, c'è quello e c'è quell'altro. Cioè mancano i fossili dei passaggi intermedi. Mancano. Ma è facile, perché l'uomo che comincia a concretizzarsi, e vi dirò a breve con la sorpresa di tutti noi, comincia a concretizzarsi e ha nuovi stati di coscienza che proietta fuori di sé. Ricalcando vecchie orme, sviluppa se stesso. Abbiamo sentito parlare anche
questa sera di Lemuria. Ma sta Lemuria dove stava? Ma esiste un tempo di Lemuria? E durante Lemuria, ma che succedeva? Giurassico, eccola la Lemuria. Ma Atlantide allora dove stava? Quando, innanzitutto, eccola là, Paleocene e Ocene, lì. Tant'è vero che in moltissimi testi ci viene detto che l'uomo di Atlantide viveva immerso nella nebbia, ma non dobbiamo pensarci in carne ed ossa così come siamo ora. Avevamo questa fisicità, avevamo percezione del mondo, ma non così come la abbiamo oggi. Tant'è vero che nelle Oceane si estinguono i dinosauri e i mammiferi prendono il predominio. L'uomo di Atlantide non vedeva bene, non vedeva in questa forma pseudofisica. Tant'è vero che la vista che ci avevano regalato nel Giurassico i dinosauri, in realtà la formazione dell'occhio, pensate. Noi abbiamo espresso fuori tutti questi animali proprio per formarci così come siamo oggi. Immaginate che il nostro intestino è formato da serpenti e rane. Fa schifo? Ma no, siamo così. Immaginate che un serpente come digerisce, uguale a noi, uguale. Bene, lì in Atlantide c'erano nebbie fortissime. Se non fossero venuti fuori i mammiferi, in particolar modo i cavalli e poi pian pianino tutti i ruminanti, che cosa hanno fatto loro? Hanno diradato la vegetazione e le famose nebbie sono scese e contemporaneamente nascono le farfalle in quei periodi. Le farfalle sono i colori, se no che ce l'hanno a fare i colori le farfalle, e anche il ricordo, perché il colore nell'umano è anche il ricordo. Questo colore mi ricorda, mi dà una sensazione. Maria Grazia diceva del toro, è un'impressione astrale che lui ha. La medicina si dà difficilmente ragione di questo. C'è chi ti dice che è il rosso, c'è chi ti dice che è lo sventolio. Comunque al toro dà fastidio e si indispettisce, specialmente quando lo ammazzano. Scusa, il ricordo del colore delle farfalle è fra l'altro riconducibile all'antico Saturno ed è collegato al ricordo perché i colori in realtà sono collegati a forze angeliche. Noi vediamo i colori grazie alla creazione e alle forze angeliche che ci sono dietro. E infatti potrebbe accadere con il tempo, se l'essere umano non svilupperà tutta la parte evolutiva, che potrebbe non vedere più i colori e quindi non essere più collegato a un ambiente di ricordo angelico. In virtù di questo che abbiamo appena sentito, dobbiamo acquisire un altro concetto. Noi veniamo pensati continuamente. Se le forze angeliche divine smettessero di pensarci, puff, ma non c'era la terra qua. E no, non c'è più. Quindi loro sono sempre in concentrazione e meditazione su di noi. Pensate quanto ci credono. Gli animali nuovi non esistono più da quell'epoca, ne scoprono, ma già c'erano. Si sono generati lì. E quelle sono le epoche più importanti, il passaggio tra Lemuria e Atlantide. I paleontologi l'hanno chiamato Giurassico, Cretaceo, Paleocene e Ocene. Per i mondi spirituali si chiamano Lemuria e Atlantide. Tra parentesi, durante Lemuria gli uomini erano un gran litigiosi, erano perché non avevano ancora espresso fuori tutto e tutti gli animali.
Bene, è ovvio che qui ritorniamo a determinarci come fisici, ma non corporei. Notiamo che nascono quasi tutte le montagne in quel periodo. Perché questo è importante? Perché dobbiamo far conto di che cosa? Della deriva dei continenti, che ha partecipato tanto alla differenziazione dell'uomo e quindi della particolarità di alcuni animali su questa terra. Ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutti i colori e di tutte le funzioni. Possiamo ritrovarli lì dentro, riosservandoli con occhi nuovi. Dicevo al nostro amico lassù, come si chiama il tuo cagnolino spolverino lassù? Zoe. Zoe ogni tanto prende e ti fissa, no? E come fanno tanti cagnolini o tanti gatti, e uno dice, ma che vorrà da me? Ma che c'è amore? Con tutto il calore che possiamo metterci in questo tipo di espressione, cosa c'è amore per lui? Non è niente. Cosa vuole da te? Vede questo amore che ci traversa, seppur non lo conosciamo, anzi non lo riconosciamo, questo io presente nell'uomo, lo sguardo ci trapassa e l'animale fa, ma non può arrivare, non può capirlo, perché è fisico, eterico e astrale. Il suo io di gruppo è nel mondo astrale ed è gestito da un'unica entità. Uno, è l'io di gruppo, è l'io di specie, che non può fare altro che gestire quella specie con saggezza. Gli animali hanno una profonda saggezza. La scienza moderna in qualche modo lo deve chiamare, perché non la può chiamare saggezza, altrimenti dovrebbe accettare altri pensieri, ma la chiama istinto. L'istinto, ma guarda un po' quelle rondini che tutte insieme a un certo punto quell'anno si prendono e volano e devono andare per forza là. Poi dopo, certo, la scienza ci spiega che è una certa ghiandolina che si attiva, eccetera, eccetera. Ma lì c'è sempre il discorso che ha acceso il cerino, perché sta ghiandolina per quale motivo? Bene, perché vanno sempre là? Perché gli uccelli, ma anche le farfalle, c'è la monarca che viaggia dal Messico, l'emivita di una farfalla sono 70 ore, lei se parte in una certa stagione e se ne va su verso il Canada vive pure 6-8 mesi, strano per un insetto, e rappresenta questi pensieri che si involano da un territorio all'altro. Ma eravamo alla deriva dei continenti, noi conosciamo tutti lo schema di Pangea e Pantalassa, ma nella Genesi c'era scritto, no? E Dio separò la terra dalle acque. Ci avevano detto quei pastori che hanno poi scritto la Genesi. Sempre i pastori. Sempre i pastori, sì. Oppure queste cose bibliche le ha scritte Dio, ma come ha fatto? Non ce l'aveva la penna a biro. E quindi difficile, no? Accettare certi discorsi. Questi discorsi però nel 1912 sono stati meglio capiti perché accreditati da uno scienziato, il signor Wegener, 1912, che inizia a trattare la deriva dei continenti. Peccato che nel 1908 già l'aveva detto al dottor Steiner, però siccome lo Steiner era ciò che era, non poteva essere accettata questa versione dal mondo scientifico. Ora, la deriva dei continenti non è che se ne sono andati a casaccio, hanno seguito un pochino la rotazione della Terra e si sono staccate allargandosi e organizzandosi nelle forme di oggi. È ovvio che ci sia stata, questo comincia 180 milioni di anni fa,
ci sia stata questa migrazione di animali che erano già su quei territori, e altri animali sono nati in questi territori che se ne sono andati a collocarsi in un certo punto, tipo l'Antartide laggiù. Non ci poteva andare un leone, no? Era impossibile. Ci stanno i pinguini reali, 1,40 m. Dov'è quell'amica che mi ha ricordato? Ecco di laggiù. Ciao. E rappresentano l'uomo in Antartide, una terra gelata, -70. Il pinguino è una singolarità. Tutti gli animali sono orizzontali, lui è verticale. Però cammina così, ma cammina verticale, cammina come gli uomini. La verticalità non è data agli animali e tra poco lo scopriremo. Perché? È un uccello, nuota come un pesce, cammina come un uomo, stranamente, pure alto. Tutti i pinguini, comunque sia, risiedono a sud dell'equatore. A nord dell'equatore non ce n'è nessuno, di nessuna razza della specie pinguino. Una singolarità, e vivono anche a -70. Se vedete i documentari è veramente singolare come i maschi covano le uova, come si facciano quei chilometri e chilometri e chilometri dalla costa per difendersi dai predatori costieri, ovviamente, no? Ma questo lo possiamo vedere in qualsiasi... C'è un bellissimo libro, Nostro fratello animale, scritto da Wolfgang Weyrauch, dove fa colloquiare gli animali in maniera molto fantasiosa e chiede al pinguino reale perché sta laggiù. E ovviamente lui gli risponde perché rappresenta l'uomo che qui non potrebbe vivere. Sembra fantasioso, però gli animali sono i nostri fratelli. Sono quella parte di noi espressa fuori di noi che noi non avremmo potuto sopportare. Immaginate essere arrabbiatissimi come un tirannosauro rex? Qui non c'era posto per nessuno, ci saremmo sbranati. Bene. E così via. La scienza ovviamente oggi intende dividere e catalogare tutti gli animali in specie, sottospecie, bla 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 bla. Tutto questo è stato voluto da un certo medico, Carlo Linneo, intorno al 750, che si inventò questa catalogazione delle piante e degli animali, definita come doppia nomenclatura. E lì dentro, in cascata, e a volte ci sono delle incongruenze che non diremo questa sera, perché dovremo andare in altra direzione. Gli animali che vivono vicini a noi, a volte ignoratissimi, spesso sacrificati malamente. Adesso purtroppo dirò delle cose sgradevoli, ma immaginatevi gli allevamenti intensivi. Ultimamente ne ho visto uno in Cina, 4 campi da calcio per 20 piani in cemento armato, ci allevano i maiali. Li distaccano completamente dal piano terrestre e vivono la loro breve vita in questi silos di cemento armato per poi cedere la vita. Vi racconto una storiella breve. Al mio paesetto di montagna si usava fare il maiale nell'inverno. Assisto e partecipo. A un certo punto il contadino fa: dammi il fegato. Dove vai, Peppì? Vado dal veterinario. E gli andò a far vedere il fegato. Tornando indietro disse: spezzalo, cioè dividilo il maiale, e porta all'umacello, in dialetto, perché la luna non era buona e il maiale se l'era presa talmente a male
che il suo fegato era di un colore pessimo. Il veterinario, che sapeva di questo, gli disse: non insaccatelo, non lavoratelo, perché mangereste veleno. Immaginatevi che cosa può succedere in questi mattatoi dove 10 mucche stanno in fila aspettando il chiodo in testa. Mi avvicino perché perdo la... Perfetto. E quel tipo di sofferenza percepita, perché nell'astrale ci sono i sentimenti, il sentire della mente, come il nostro cagnolino che ora è in braccio, carina, adesso si sta girando, fantastici, guarda la padrona e dice: che succede qua oggi? E il sentimento, le passionalità vengono provate da loro, e quando muoiono in quei modi assurdi, la traccia rimane nel corpo. Io che mi occupo di cavalli so benissimo che un cavallo portato dalla Romania, dove li allevano per macello, e portati in Italia, quando arrivano quella carne lì, è meglio non guardarla neanche, perché lo stress del viaggio la rende tossica. Vabbè, ma queste sono piccole digressioni solo per far capire quanto loro percepiscono la sofferenza sul loro piano di sofferenza. Vabbè, non dobbiamo poi dimenticare... Una domanda fuori luogo. E quando mangiamo gli animali riprendiamo le caratteristiche che abbiamo espulso? No. Assolutamente no. Ognuno di noi, tra parentesi, può far come crede in merito a questo. Se ne abbiamo necessità, facciamolo. Non è bene e non è male a questo punto della nostra evoluzione, perché non mangiarla dovrebbe essere un atto autocosciente e non forzato, determinato da una sapienza diversa. Chi è Babbo Natale? Ciao Babbetto. C'è un altro cagnoletto. Bene. Babbo Natale ha portato il cagnolino. Sì, Babbo Natale l'ha portato, Babbetta Natale. E il problema è il tipo di morte che gli riserviamo, perché fino a che c'è il maiale del contadino in una fattoria che viene chiamato per nome, forse anche per 2 anni, perché non forzano mai l'ingrasso, è certo un sacrificio, ma non sta dentro un silos di 20 piani con una vita brevissima, che ne so, forse 6 mesi, perché lì li pompano, mangimi che mettono sete, bevono, mettono sete, poi chi la mangia, vedete la bistecchina che fa. Bene, è sinonimo di allevamento quella lì. Quindi l'animale cacciato o l'animale allevato nelle fattorie dei paesini, eccetera, hanno sì la stessa sofferenza all'atto della morte, ma non vivono nella morte, e comunque le morti di quegli animali ci costeranno quello che ci è costato dal 2020. Ebbene, le infezioni, le infiammazioni, i virus, i batteri, perché quelle astralità prendono forma. Non dobbiamo pensare che sono botte di fantasia, prendono forma e consistenza, e malattie particolari sempre più le troviamo. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo mondo, mondo animale, e domandarci sempre più chi sono e perché sono così. Non mi ricordo con esattezza chi fu a rispondere, ma in buona sostanza chi sono gli animali? E lui rispose: non sono null'altro che l'uomo dispiegato su tutta la terra. Ma questa è la risposta di Steiner. Questa è la risposta di Steiner. Ho fatto per lei. Scherziamo sempre noi due. Sì. Bene, l'altra cosa che ci sfugge è tutto quel mondo misterico, esoterico, che è dietro l'animale. Non dobbiamo dimenticarci che c'è l'astrologia,
L'astrologia si basa sullo zodiaco, la via degli animali. Non vogliamo pensare a un'astrologia a quella di Paolo Fox, perché amore, salute, denaro. Maria Grazia si occupa di astrologia, a volte mi fa, io non ci capisco niente, io gli faccio le carte nei Natali, le stampo, eccetera, eccetera, quando vedo, dico guarda questa che figa sta persona, mi piace tantissimo, non so che significano quelle linee, però mi si apre o mi si chiude un mondo. E lei mi dice, ma c'hai ragione, è proprio quel che hai visto, e non gli chiedo spiegazioni perché sono talmente intime e talmente più vicino? Ah, non ci devo giocare. Sono nervoso perché sono timido. Che ti ridi? Te mi stai sempre a prendere in giro. Bene. Quindi negli antichi misteri si conosceva questo, tant'è vero che si parla di zodiaco. E poi c'è tutta la mitologia dietro il mondo animale che spiega alcuni animali molto, ma molto meglio di me. Ce lo spiegherà Maria Grazia, i miti. Sei pronta? Non sì, è partito. Io, tra l'altro, non lo sapevo perché sarei dovuta intervenire. Per esempio, ci chiediamo come mai il cavallo, da che era piccolo come un cagnolino, improvvisamente sia diventato così grande. Se noi guardiamo un attimo alla mitologia, noi troviamo Ippogrifo, il cavallo alato. Queste sono delle forme che esistevano già nell'elemento astrale. Quindi possiamo dire che il progetto per l'entità cavallo era già presente. In più, lo sviluppo dell'uomo, cioè l'evoluzione dell'uomo dal punto di vista dell'intelletto, si è espressa perfettamente nella sempre di più espansione del cavallo in senso verticale. Quindi oltretutto il cavallo è collegato all'intelligenza perché nel movimento che ha il cavallo lui è come dire contiene e percorre tutto lo spazio. Pensate un attimo al viaggio di Dioniso. Il dio Dioniso fa questo viaggio meraviglioso che è il viaggio dell'intelligenza, insieme a fauni, a satiri, a ninfe, a uomini. Il viaggio di Dioniso rappresenta proprio la funzione intellettiva, il secondo Dioniso, che si deve realizzare all'interno dell'essere umano, però appunto il viaggio di Dioniso è la rappresentazione dell'apertura a situazioni, a zone diverse, tanto che Alessandro Magno con il suo cavallo particolare, che aveva un occhio di un colore e uno di un altro, come lui, come Alessandro, ripercorrerà il viaggio di Dioniso, perché Dioniso voleva arrivare proprio a comprendere, Alessandro voleva arrivare a comprendere il senso dello spazio e della direzione dei venti, che era la condizione stessa di Dioniso. Dioniso in qualche modo porta tutta la sua capacità di coltivazione a tutti gli uomini, perché con Dioniso sappiamo comincia il momento del vino, dove poi si chiude per l'uomo il mondo spirituale, ma era necessario che fosse così. Quindi nel cavallo noi vediamo questo, la possibilità dello spostamento, e poi collegato, gli animali hanno tutti un riverbero su quello che siamo noi, quindi i nostri arti inferiori, la pietra di fondazione si apre proprio con il percorrere dello spazio, è collegato anche all'elemento della volontà. E noi dobbiamo volere il pensare. E con l'intelligenza noi, quando diciamo interlighiamo in modo logico un processo di pensiero. Quindi noi dobbiamo volere il pensare.
E quindi il cavallo rappresenta proprio questo, rappresenta tutta questa condizione, la possibilità di spostarci, di percorrere quindi un percorso evolutivo, mentre per esempio parlando della natività, degli animali all'interno della natività, noi abbiamo il bue e l'asinello, e quindi sarebbe bello che ci spiegasse lui perché. Perché contrariamente a quanto noi pensiamo, per esempio, sull'asino, sul somaro, quando venivano messe le orecchie da somaro ai ragazzini, in realtà era un modo di fare che avevano nelle antiche scuole esoteriche, nelle scuole pitagoriche. In quanto il somaro, l'asino, ha con queste sue orecchie così grandi, sovrabbondanti, è la capacità di ascolto. Infatti, messo in una situazione di pericolo, mentre il cavallo immediatamente fugge perché è un predato, il somaro riflette. Quindi possiamo dire, prima deve rendersi conto di quello che ha intorno, perché non ha certo delle capacità anche nelle zampe di grande velocità, quindi lui riflette, però ascolta, e quindi prima si mette in ascolto. Quindi normalmente a questi ragazzi venivano messe le orecchie da somaro nella scuola iniziatica per fargli ricordare: devi ascoltare, per fargli ricordare l'ascolto, non per dire tu sei un somaro, non vali niente. Non era un volerli punire, era le orecchie. Cosa significa? Che così io mi ricorderò di ascoltare, di quanto sia importante l'elemento dell'ascolto che il somaro ha. Invece abbiamo poi nel bue tutta la parte nostra metabolica, che rappresenta proprio l'elemento del volere, di quello che in qualche modo viene trasformato, quindi la forza del metabolismo che è all'interno di noi stessi. Quindi pensiamo che la scelta del bue e dell'asinello, tra l'altro il latte di asina è quello più vicino al latte umano. Quando le mamme non avevano il latte, ed era raro anche trovarlo, e veniva dato inizialmente il latte d'asina, perché c'è proprio una componente che può essere in qualche modo fin dai primi giorni dato al bambino. Quindi pensate anche questa cosa, perché noi troviamo e le galline e le pecorelle, perché lì nel presepe noi troviamo i re e i pastori, che troviamo proprio nella pietra di fondazione. Nella pietra di fondazione c'è la luce che illumina i capi sapienti dei re, luce che riscalda i cuori semplici dei pastori. Quindi abbiamo la stirpe salomonica e la stirpe natanica. Quindi in qualche modo nel Cristo Gesù si congiungono queste due condizioni. Nel momento del Natale accade proprio questo, che abbiamo tanto i re magici che rappresentano l'elemento salomonico, cosmico, la conoscenza cosmica e tutto quello che è il valore interiore e il Nirmanakaya del Buddha con i pastori, che vedono il cielo che si illumina, gli angeli che cantano, quindi diventano in quel momento chiaroveggenti e hanno questa visione del Nirmanakaya del Buddha. A tutto questo partecipano gli animali. E già, prima di riprendere questo bellissimo discorso, l'ho sentito tante volte, ma ogni volta c'è un pezzettino, una variazione che mi fa pensare. Il cavallo di Alessandro si chiamava Bucefalo, oppure testa di bue, la stessa cosa. Sì.
E racconta Filonico che il padre lo stava comperando, ma all'epoca costava 13 talenti, una cifra mostruosa. Ma la trattativa col commerciante andava male perché nessuno riusciva a salirci sopra. Alessandro, dodicenne, tredicenne, si avvicina e chiede al padre: ma se io riuscissi a montarlo e ad andare, tu me lo dovrai regalare. Il padre accetta la sfida, un bambino, eccetera, eccetera. Ma Alessandro, già animato la sua anima da un'intelligenza profondissima e una conoscenza del mondo animale, vede un occhio blu e un occhio marrone. Uno riceve una luce, uno riceve l'altra. Il cavallo era sempre irrequieto perché si difendeva dalle ombre a terra che percepiva in due modi diversi. E entriamo un po' in fisiologia: la dura madre del cavallo, sagittale con i due emisferi, è molto sottile, quindi ha una comunicazione destra-sinistra molto lenta. Lui capisce tutto questo, prende il cavallo e lo volge contro il sole. A quel punto il cavallo non vede ombre proiettate a terra, ci salta su e da quel momento divengono inseparabili. Lo ha seguito per oltre 20 anni, così ci raccontano. E alcuni cavalli sono molto longevi. Io ce n'ho uno che quest'anno farà 33 anni. Sì. C'è qualcuno di voi che va a cavallo, che conosce i cavalli? Alzate le mani, fatemi vedere che non so solo. Niente. No, nessuno. Io adoro i cavalli. Chi? Ecco, Sei tu? Vai a cavallo? Anche quel signore va a cavallo. Ah, ha lavorato con i cavalli. Ha lavorato con i cavalli. Rosanna, a che ora la tuffa è finita? Sì, abbiamo... Ah, con i presepi, sì. Adesso... Dalla regia ci comunicano che ho 23-24 minuti. Fa freschetto, perché non funziona, si vede... Perché vuoi dare la colpa a me? Ma fai vedere magari i presepi, che magari hanno proprio Sì, una parte... voglio concludere, se non Sì. vi dispiace. Il presepe è un'idea di Francesco. Francesco era ovviamente un grande iniziato. Spesso ci viene rappresentato con il lupo vicino, che è completamente domesticato, si pensa. No, il lupo era sempre un lupo e che non vedeva in lui nessuna difficoltà astrale. Francesco aveva percepito la sua astralità nel lupo. Ma lo stesso accade quando va ad Oriente e incontra il Saladino. La stessa cosa accade con il giaguaro. Lui conosceva l'astralità di ogni animale che l'uomo aveva proiettato fuori di sé. Tutte queste forme le conosceva. Per questo non le assalivano. Non è perché era buonino, bellino, era in comunione eterna con Gesù bambino. È perché lui aveva compiuto già questo grande tragitto interiore e aveva conosciuto se stesso profondamente. Dell'asino vi ha raccontato Maria Grazia, del udito, cosa che pochi sanno, gli equidi hanno anche un olfatto fortissimo, e alla stessa stregua dei cani, quindi sono molto sensibili. Se avete qualche domanda prima di passare ai presepi. Io mi domando da tempo, scusi. Sì, fatti vedere, alzate il piede, mazzo pure io. Si parla sempre del mondo animale, ma è il mondo acquatico, pesci, voglio dire. Il mondo acquatico è precedente e sono quelli che, mi dovete scusare, ma viene definito così, sono gli animali inferiori, tranne i mammiferi di mare, tipo la balena. Le balene sono mammiferi. Il termine viene dato perché allattano, anche in acqua, ma allattano, mammifero da mammella. Inoltre non dobbiamo dimenticare i delfini,
Sì, allattano, e inoltre le balene, come i delfini, non so se le orche lo fanno, perché non conosco tutto il mondo animale, cantano, emettono... Sì, anche le orche cantano. Anche le Sì, orche sì, cantano, perfetto. Quindi emettono suoni, sono un pochino come l'uomo primordiale prima di diventare fisico-materiale. L'abbiamo visto in Lemuria, comunicava con dei suoni musicali, cantava. La struttura della parola è venuta veramente dopo e il significato delle parole di oggi non è quello di ieri. Una notizia che vi voglio dare, che è più che altro una singolarità, è che spessissimo sentiamo dire che Tizio addestra degli animali. No, lui è un addestratore, è un addestratore. Innanzitutto dobbiamo fare differenze tra addestramento, domesticazione, condizionamento, ammaestramento. Sono fasi diverse e portate avanti in modo diverso. Ma l'addestramento viene sempre, è un termine che viene usato un po' troppo alla leggera. Tutto questo nasce con il nuovo italiano, ma grazie alla conoscenza dei vecchi maestri dell'equitazione, che sapevano benissimo che i cavalli, le cavalle durante la gestazione avevano il puledro nella pancia, lo portavano per 11 mesi, raramente per 12, arrotolato a sinistra, tutto curvo in questo modo, il collo, la flessione del bacino, e questo in quel modo ci sta 11 mesi. Quando scende, sia psicologicamente che si percepiva in quel modo, sia tecnicamente, questi muscoli lunghi e questi più corti, è chiaro, che fa il cavallo, il puledro quando esce da... Ti è mai capitato di vederlo? No. Bene, è sinistro, comincia a fare così, cammina a sinistro, e quello c'ha quella curvatura. I maestri vedevano 2 anni, 3 anni, adesso io ti devo lavorare affinché tu divenga dritto o abbastanza dritto. Non tutti i cavalli ci riescono, E allora che dobbiamo fare? Lo addestriamo a destra. Era riferito solo al cavallo, l'addestramento al cane non è valido. Addestro i leoni, fai un'altra cosa. Bene, quindi è un termine per i cavalli. Poi, nella maggior parte dei casi, i nostri amici, questi che hanno qui il cagnolino, che hanno fatto con il cavallo e con il cane, hanno portato avanti la domesticazione. Si sono scambiati dei pareri sulla vita di casa, qui ci puoi venire, lì non ci puoi salire, glielo spieghi, no? E il cagnolino capisce, il gatto se ne frega. Prego. Il cavallo ha questa grande particolarità di ipoterapia. Sì. Allora, ipoterapia oggi non si può più chiamare perché la medicina moderna ha fatto sua questa attività. Io sono un terapeuta, inizio nell'85 e sono sempre occupato di disabilità, oltre che di equitazione all'epoca sportiva e in seguito classica. Mi sono occupato di disabilità fisiche, sensoriali, quindi chi non sente e chi non parla ha una dimensione diversa, e addirittura con i non vedenti. Sì, loro lavorano con dei radiofari acustici. E poi con i DIR, quelli che la medicina moderna chiama, sentite che bel nome, DIR, diversamente intellettivi e relazionali. Ma secondo voi, io so diversamente intellettivo e relazionale rispetto a te, ma è normale, per fisicità, per storicità, per sesso, per tante cose. Hanno dato questa definizione. Certo che funziona, ma il principio
Xenofonte, 150 anni prima di Cristo, scrive 2 testi per Ippichesse e Ipparchicos e ci dice anche come trattava il piccolo male, l'epilessia. Ora voi dovete sapere che il cavallo quando cammina fa questo movimento, perché i posteriori devono raggiungere l'anteriore diagonalmente. Il posteriore destro fa questo verso il sinistro. Quindi la sua schiena fa questo. Però i posteriori raggiungono anche gli anteriori nel contempo e quindi fa anche questo. Il terzo movimento si propone nello spazio-tempo. Noi abbiamo detto prima che spazio-tempo sono interlegati, sono la stessa cosa. Difficile da digerire, ma è così. Chi sta sopra è costretto a fare questo, con l'anca. Ovviamente è più piccolo il movimento, dipende anche dalla schiena del cavallo. Traccia il segno dell'infinito. Facile, no? Dice no, perché quello si rilassa, e te credo. Stai mezz'ora lì nel movimento che il cavallo ti fa fare e che tu non puoi pensare e non pensi, perché magari sopra c'è una persona con la sindrome di Down che non ha concetti veramente così ampli. E mettici sopra una persona che ha gli spasmi. Dopo un po' le endorfine lavorano, vie afferenti ed efferenti cominciano a comunicare a livello sinaptico e tu vedi questi che hanno una mezz'oretta di pace dagli spasmi. L'ipoterapia funziona, solamente che la medicina adesso li chiama interventi assistiti con animali. Bisogna che li faccia personale medico, io formai dei medici in tal senso, e il primo che mi capitò, poverino, che ero arrabbiatissimo per questa cosa, arrivai col cavallo vestito di tutto punto e gli dissi: allora dottore, che dobbiamo fare? Ma io che ne so? Come che ne sai? Hai detto che devi fare sta cosa? Dico guarda, comunque è facile, le orecchie stanno davanti e la coda sta di dietro. Poveretto, vabbè, c'è tutta una serie di cose che va fatta e non certamente la prima cosa da non fare è preparare il cavallo per la persona che ha disagio. Certo, se è fisico che non può farlo, certamente. Se invece è di tipo cognitivo o sensoriale, ce lo devi portare e devi fare in modo che lui si relazioni in quel modo. Non ti capisco. Perché ha questa voce, perché ha questa capacità di comunicazione con la... Ce l'hanno tanti animali, il cavallo più degli altri, perché è la funzione dell'intelligenza. È rimasta anche in lui. Inoltre, lui ha il corpo vitale o corpo eterico sovradimensionato. Il nostro coincide con la nostra forma. Il suo, se potessimo vederlo, è enorme. E quel corpo lì, quel vitale, è quello che camminando, lì c'è quell'erba, è velenosa, lui lo sa, è il suo eterico che lo sa, perché è quella saggezza che lui deve avere. Bene, la scienza continua a chiamarlo ovviamente istinto, e questo istinto gli mettono una scheda programmata col chip, quella non la devi mangiare, quella non funziona proprio così. E il gatto è terapeutico, è un trasmutatore organico, le fusa, e lui si piazza dove ti fa male, oppure in casa si piazza dove ci sono i nodi di Hartmann, le energie che si incrociano, circa ogni 2 metri quadrati che si organizzano in casa. Lui è assolutamente frequenza cardiaca e metabolismo puro. Il cane è olfatto e movimento. E badate bene che sono gli unici 2 animali che non si vogliono staccare dall'uomo. Li abbiamo, per così dire, espulsi, ma sono sempre qui.
sempre vicini a noi, e come si diceva prima, ti ricordi, no? Che ti fissano, ti guardano anelando a un mondo che percepiscono ma non possono concepire perché non hanno l'io, non hanno l'autocoscienza. Concludo dicendo, loro diventeranno Che? diventeranno di nuovo come noi, non come forma, ma arriveranno alla dimensione umana. La forma non c'entra mai niente, noi abbiamo ottimizzato questa per motivi diversi. Quindi il riscatto del mondo animale passerà per nostra cura e in virtù dei nostri pensieri e delle nostre volontà nei loro confronti. Anche se camminando ne vedete uno, pensatelo in modo diverso. Cercate di capirlo in modo diverso e se potete studiate. Cercate anche dalla zoologia moderna, si inizia sempre da quel punto lì e poi portate avanti la ricerca, perché risolvendo quella vita risolviamo anche la nostra e non dobbiamo farlo perché dopo ci fa bene, dobbiamo farlo perché Mimma, una carissima amica filosofa e scrittrice, mi dice: a un certo punto dovremmo voltarci indietro e aspettare quelli che sono rimasti indietro. Ce l'aveva con gli animali. Bene. Dobbiamo chiudere. Allora, Maria Grazia, i presepi dal 2018 ti vanno bene? 3. Sono 3. Tre. Allora, c'è quello del 2019? Dal 2018 andremo al 2019, poi al 2020, che è l'ultimo. Allora, no? Vuoi 2019 subito? no. Questo Lorenzo Russo faceva parte, come vi ho detto, del gruppo Rosenkreuz. E lui da giovanissimo, perché anche suo padre seguiva l'arte presepiale, quindi improvvisamente conoscendolo, la nostra conoscenza risale a più di 30 anni fa, mi dice che esistono questi artisti che fanno, da loro si fanno i personaggi, tutto quello che insomma vedete è fatto da loro, e che vivono proprio per avere l'ispirazione del presepe. Infatti lui mi raccontava che arrivava il momento in cui improvvisamente, o vedendo un paesaggio, o vedendo una foto, un'immagine, gli arrivava l'ispirazione di un presepe, e loro ci mettono tutto un anno a fare il presepe. Quindi per loro è sempre Natale. E l'ultimo che ha fatto, dove ha messo una luce al posto della Natività, è l'ultimo, dove ho detto: tu hai realizzato la svolta dei tempi e ha scelto i pastori. Ha scelto i pastori, quindi ci sono solo pastori. E una cosa che aveva Lorenzo è che curava molto la parte musicale, quindi metteva, per ogni presepe metteva una musica.
io vi auguro un buon Natale e una vera nascita del fuoco dello Spirito dentro di voi, perché il Cristo questo ci ha dato, questo entusiasmo del cuore, proprio questa forza del cuore, la forza dell'amore.